che giustamente sono io deficiente. Ok. Allora. Ok, dovrebbe andare tutto adesso. Allora, dobbiamo andare per di là. Quindi dovremmo prendere... Ah, rieccoci. No, avevo preparato tutto, avevo settato, pensavo di aver premuto iniziare la live, non l'avevo premuto. Mi sono solo teletrasportato in un punto precedente, andiamo a vedere di fare prima la missione secondaria. Indaga sull'oggetto del potere illuminatore per radiografie, nel laboratorio ipnosi. Oh, c'è un altro oggetto del potere. Another object of power? They're just standing there, mesmerized by it. Va bene, va bene. Io intanto giro qui piano piano con tranquillità. Metto pure le ventoline al massimo così il PC soffre un pochino meno. Allora, vediamo qua cosa c'è. I test. C'è un computer. Qui non possiamo accedere. E c'è questo oggetto del potere qui. Aspetti che ha lasciato la telecamera a terra, eh. Aspetti che gliela poso, eh. No, non gliela volevo buttare così. Ok, c'è qualcosa lì. E c'è una cassa qui. Contenimento, frantumazione proiettili. Ok. Mantenete la distanza dal vetro. Lui invece si è completamente perso. Allora, qui dobbiamo sbloccare la porta. Mi sembra si poteva entrare in qualche modo comunque. Io prendo e vi lancio tutto Ho ucciso una persona. E lui si è messo ancora più comodo. Oh no. Oh no, Christian, tu non mi devi lasciare solo. Io faccio i guai poi. Ed è scomparso. A posto. Allora. Nuovo alert. Esecutivo. Bersagli principali. Inizi con Pablo. Io ho fatto casino. Ho lanciato una cosa addosso a uno. Non solo ho ucciso una persona, ma ho anche messo lui più comodo. Va là come si è messo bene. È perfetto. Allora, si è attivata una missione a tempo che ti dà delle piccole missioni secondarie a tempo e all'improvviso. Non riusciamo a farla adesso. Facciamo questa qua. Allora, noi abbiamo trovato quest'altro oggetto nel potere, nel laboratorio ipnosi. Loro sono tutti completamente imbambolati. Lui si è messo ancora più comodo. Noi dobbiamo vedere il modo di avvicinarci all'oggetto. Allora, di qua la porta è chiusa. Di qua c'è una porta aperta. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Allora. Possiamo fare qualcosa? Possiamo muovere le palle. Che è sempre un bene, eh? Qui c'è un terminale. E questo è un enigma. Di cui Christian sicuramente conoscerà la soluzione. Allora, se la memoria non mi inganna, dovrebbe essere questo il codice. Quindi tutti i bordi, due sopra e il cucuziello al centro. Quindi no, così. Ecco qua, porta sbloccata. A me avevano detto che tu conoscevi la soluzione, Cri. Però vedi, me l'hai detta ed era quella lì, quindi la sapevi. Allora, noi abbiamo sbloccato il passaggio. A posto.
Quindi ci avviciniamo, vediamo se c'è... Oh, c'è una registrazione. Please state your name for the record. Paul Warren, astronaut first class. And you are aware that exposure to the astral plane can result in death, disability, personal injury, corporeal untangling, cognitive collapse, loss of ego, and partial to full dementia? Yeah. I am. And you acknowledge that your use of the astral conduit, aka the X-ray light box, is purely voluntary? Yes, I do. Perfect. Your suit is good? Yeah. Okay, you're all set. Open the door for Mr. Warren, please. L'FBC comunque tentava di assumere persone che avessero le facoltà di riuscire ad andare nel piano astrale, ma abbiamo sentito l'elenco delle controindicazioni. Noi invece, grazie a Polaris, riusciamo a muoverci un pochino tranquillamente. Usa l'abilità sequestro per completare la sfida del piano astrale. Copia dorata, PNG, variazione. Questi qua dorati non li possiamo far fuori. Però i nemici con poca salute possono essere sequestrati. Quindi noi li indeboliamo e ne prendiamo un po' il controllo, così ci danno una mano. E questa mi sembra un'ottima abilità. Ora, naturalmente, non sono delle cime. Però, comunque, è un aiuto. Anche perché ti lascio immaginare che più avanti i fight non saranno sempre facili come adesso. Però visto... E mo le andiamo ad esaminare. Tu qualunque cosa vedi, noti, e vuoi che io ci presti un pochino più attenzione, tu basta che me lo dici. Ragazzi, non litigate tra di voi. Ecco. Ecco qua. Posto, vai. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Vieni. Dov'è Pippo? Non ti posso neanche dare una mano. Aglia. Dai che è morto, dai che è morto, dai. Dai un altro po'. Questo ti begga. Ok. Quindi comunque queste entità superiori ti mettono alla prova per vedere se sei degno o no dell'oggetto. E noi passiamo tutte le prove. Allora. Collezionabili. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Telefono rosso. Acri, per curiosità, dimmi se senti la voce. So much is expected from the director. The responsibility, the privilege to steer the Bureau into dangerous waters and safely out. Cree, non ho cambiato nessuna impostazione rispetto alla volta scorsa. A posto. Allora, le lastre che avevi visto tu erano... Ecco qua. Erano proprio qui vicino. Allora, illuminatori a raggi X. OP18PE. Non è richiesta alcuna procedura particolare. L'oggetto è un illuminatore per esaminare le radiografie. Non è stato possibile rimuovere l'immagine dall'illuminatore. L'informazione sull'immagine appartiene al paziente di nome Gnagni. L'oggetto permette ai parautilitaristi di impadronirsi con la forza. Non so parlare stasera. Scusami, ma non so parlare oggi. La vittima diventa dell'aggressore.
L'effetto dura una volta rilasciata la vittima come risultato del trauma fisico. Quindi io credo che sia una volta rilasciata la vittima muore come risultato del trauma fisico. Attualmente l'oggetto non è legato. Contesto: un custode di nome legato all'oggetto nell'ospedale Santen a gli occupanti dell'edificio sono stati rapidamente dal custode. Quindi sto custode ha scoperto o in qualche modo è riuscito a legarsi con l'oggetto e ha rapidamente soggiogato tutta la struttura. L'agenzia ha inviato una squadra per la risposta all'emergenza a l'autore e l'oggetto. Il conteggio delle vittime è di... Per dettagli operativi consultare il caso 26HQ452. No, ma vi credo che non si sentiva, vi credo, non ha, anche perché non ha senso per voi mentire sul sentito o non sentito una cosa, che se non sentite penso che se siete qui è per vedere e per sentire, se manca una delle due cose c'è un problema. Sono tutti morti. Però noi abbiamo un nuovo oggetto. Allora, ci possiamo riteletrasportare nella zona di prima, però sono apparsi un paio di personaggi un pochino non tanto simpatici, No, ragazzi. Allora, testiamo subito l'abilità. Vai, Ciccio. Prendimi, sono fiero di te, vai. Bravo. È stato molto bravo. È stato molto bravo, è stato. Oh no. Carica. Suca. Ok. Sono finiti? Grazie, io vi ringrazio. Allora, a sto punto un po' di materiali, anche perché a breve iniziamo comunque a settarci le armi per bene. Allora, torniamo. Ma il potere lo puoi usare quante volte vuoi in qualsiasi momento? Allora, se noi andiamo a vedere l'albero delle abilità, abbiamo sbloccato quest'altro ramo di ricerca. Quindi durata dura di più. Possiamo prenderne eventualmente un altro. Noi al momento 2 riusciamo a prenderli. Dura di più. Sequestra nemici pesanti quando la loro salute è bassa. Al momento riusciamo a fare i nemici piccolini. Arrivati qua, possiamo soggiogare anche i grossi, Christian. Ti ricordi quello bello grosso col mitra? Ecco, quando iniziamo a prendere quelli, a posto. Allora, spostamento rapido e ce ne torniamo alla divisione rituali. Così ritorniamo al punto dove eravamo l'ultima volta. Ora, di qua c'era una porta. Laboratorio di sincronicità. Sincronismo, vabbè. Allora, non c'è niente interessante. Non trovi il tuo ufficio? Controlla i tuoi passi, che giustamente l'ufficio cambia. Poi hanno dei PC un attimino... Però va bene. C'è niente interessante. Che cosa c'è qua? Allora, osserviamo un po'. Ok, ci sono varie stanze. Qui non possiamo fare niente. Qui ci sono dei dannati manichini. Salve. Ok. Qui qualcosa è successo, Non possiamo andare di qua.
Vediamo sopra se c'è qualcosa. Altre stanze per gli esperimenti. Palle che girano, va bene. Palle che si toccano, ma niente che ci può interessare. Allora. Oh, c'è qualcosa giù però. Mm, tante televisioni. Allora, a sto punto andiamo giù. C'è un oggetto alterato all'interno, però noi non possiamo entrare qua. Ci serve la tessera di livello 6. Quindi un giorno ci torneremo e quel giorno non è oggi. Allora, Cree, ricordiamoci sta cosa. Quindi mo adesso possiamo andare avanti perché dobbiamo trovare il laboratorio dove il dottor Darling stava costruendo quei macchinari per proteggersi dall'IS. C'è sempre più casino in mezzo. C'è una zona che possiamo purificare. No, perché ce l'ha data 2 secondi fa. Questo a me sembra un codice. Che bello avere la mia testa di merda e dimenticare i tuoi giochi preferiti, così ogni volta è come se fosse un'emozione nuova. Che bello. Allora. E quindi mi sa che l'unica strada è di qua. Allora, prima di andare, vediamo già se abbiamo eventualmente qualcosa per potenziarci l'arma. Allora, la pistola. Danni durante poca salute 51. Quindi questi sono di livello 1, quello è di livello 2. Ci togliamo questi qua. Queste non le possiamo utilizzare, ma togliamo quelli di livello 1. Tu sei di livello 3. Tu sei di livello 1. Tu sei di livello 1. A sto punto un po' di danno in più. Perché no? Perché no? 1 ce lo teniamo. Questo ce l'abbiamo già di livello 2. Allora, ci togliamo tutte quelle di livello 1. Tutte, non voglio sapere niente. Tanto se ne prenderanno così tante andando avanti, che intanto iniziamo a farci dei punti. Allora, e ci teniamo questi qua. Ok, almeno abbiamo messo un pochino più di danno. Okay. You must like these HRAs. Sounds like Darling built them. And most of the things around here. If Marshall can't help us with Dylan, he's our next best bet. Assuming he's not dead. Or taken over by the hiss. Allora, qui c'è una porta. Ecco. Questo potere sarebbe comodo per fare le faccende a casa. Quindi sposti e via. Salve. C'è qualcosa qui che ci può servire? Non al momento. Aspetta, c'è cassa. Dove c'è cassa c'è struttura intrusiva. Allora, a sto punto possiamo andare di qua. Oh, 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 attenzione, attenzione. Miglioramento salute. Allora, e ci abbiamo questo codice, quindi facciamo 1, facciamo 2, facciamo 3. Ecco qua. E questo è un laboratorio grosso. E questo è il laboratorio dove costruivano i macchinari. Allora, ora c'è da ragionare un attimo. Hello again, Director. It appears we have a new problem.
We need to get the HRA machine working. I've replaced a couple of spark plugs, but this looks a bit more complicated. Darling must have had a system. Randomness isn't in his nature. The punch cards, the symbols, the terminals. How do they connect? I'll see what I can do. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo capire come riattivare questa struttura. Noi qua possiamo selezionare cose, ma al momento non abbiamo niente. Poi abbiamo una tessera. Qui possiamo eventualmente mettere la tessera, quindi dobbiamo mettere queste tessere in un certo ordine. Iniziamo con il raccogliere le tessere perché non ci sia bisogno che ti dica, Cri, che la prima volta che andai in questa stanza ci persi un bel po' di tempo perché, non mi sbaglio, non si era caricata una delle tessere, quindi girai ma buona una ventina di minuti per poi rendermi conto che ho 4 schede, serve la quinta e qua non c'è, è successo qualcosa. Allora, i prismi di roccia nera sono formazioni uniche di roccia nera che si distinguono sia per forma che efficacia. Mentre la densità della roccia nera attenua le forze paranaturali, la struttura unica dei prismi preserva le frequenze della gamma da A con una perfetta armonizzazione. Noi non ci dimentichiamo quello che ci aveva detto Darling in una... o era in uno dei messaggi scritti o in uno dei video. Ha capito che questa realtà, il piano astrale e tutto ciò che a esso è collegato, viaggia su una certa frequenza. Anche questi pezzi di roccia nera viaggiano su questa gamma di frequenze e permettono di fare cose. Domanda: che cos'è la roccia nera? Già ne abbiamo sentito un bel po'. Però effettivamente qui non abbiamo visto. Il primo pezzo che siamo riusciti a vedere è questo qui nel laboratorio, ma effettivamente non è che ne sappiamo tantissimo. Questo rapporto analizza i risultati ottenuti concentrando attraverso un prisma armonizzato su Saranno analizzati e illustrati i metodi per l'imprinting sui campi non fisici relativi impregnandoli con le proprietà della risonanza armonizzata nel prisma. Fare riferimento al fascicolo per il rapporto completo. Sempre Darling. Darling ha scoperto molte cose. Ecco qua, un'altra scheda. Un'altra scheda qui. Allora, Cri, a me, se non erro, la soluzione era o su questa lavagna qui o sulla lavagna giù. Aspetta. Allora. Poi ci sono 3 lavagne, anche una che non si è caricata. Credo che le tessere vanno messe in base ai simboli. Oh, ecco, vedi che sei bravo? Però dobbiamo notare una cosa. Dobbiamo notare le frecce e dove si spostano i simboli. Perché se noi andiamo a vedere il simbolo, questo qua. Vedi? Il penultimo. Qui c'è una X. Se andiamo a vedere qui... c'è, va bene, però la freccia sotto ci dice che questo simbolo qui va al 5° posto. Quindi noi ricordiamoci questa forma, troviamoci il computer numero 5. No, Jesse, devi usarlo, non ci devi salire sopra. Ed era questo qua. Ci troviamo fino a qui? Poi, stesso ragionamento possiamo farlo tra il 2 e il 3. Quindi al 3 va messo lui. Signorino, un attimo, stiamo lavorando. Ci facci fare cosa. Tu ti sei messo qua con questo fucile in mano. Ti fermi, fai la passeggiata. Ma qua non si sta risolvendo niente. Cazzo, fai qualcosa. Allora.
quello là così al 3. Il 3 mi sembra che sia sopra. No, tu sei il 4. Non ci servi neanche lontanamente. Allora. Ah no, il 3 è proprio questo qua vicino. Quindi al 3 va questo qui. Mentre al 2 va quest'altro. E fino a qua anche ci siamo. Ora dobbiamo scoprire l'1 e il 4. Allora, questo sembra buono. Quindi potremmo pensare di questo lo mettiamo qua. Ora, se abbiamo fatto tutto correttamente, qui dovremmo trovarci il 4. E questo qui che corrisponde alla scheda che abbiamo noi. Ok. Quindi se io adesso premo, funziona? Sa, una semplice domanda. Funziona. Quindi Polaris voleva che trovavamo questo pezzo. Che non c'è più. A posto. The prism shattered. Darling's prototypes have a lot of issues. We need a new plan. Ho fatto tutto sto casino inutilmente, Cri. Allora, We need more Blackrock prisms to make this machine work. Darling has another lab down in the Blackrock processing site in maintenance. That must be where he keeps the prisms. I've been to maintenance already. I can find my way. But how long will that take? Nothing here is simple. I need to ask her now, before I go. I need something from you first. What do you know about Dylan Faden? I knew this was coming. Lives are at stake here, and we need this machine working to save those lives. Once that is done, Director Faden, then we can talk. She's right. vuoi sapere di tuo fratello? T'attacchi al cazzo. Prima mi dici quello che voglio sentire e mi dai una mano. Fine. I'll get the prisms first. Dylan will have to wait just a little longer. But don't call me Director. Jesse is fine. I'll call you Faden. Here, you'll need this keycard. Thanks. Emily Livello di Rose autorizzazione. is an executive. A posto. Once I have the prism, I'll meet you there. Right. I'll move out immediately. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the hiss. Già, effettivamente non l'abbiamo ancora trovato, Darling. Scale HRA. It's there now. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile, viral, invasive resonance. That's what the Hedron resonance amplifiers are for. Taking the protection Hedron can provide us and keeping us from being wiped out. Here, this will... Prego, Christian, se hai domande, curiosità o hai detto che cazzo sta succedendo, sei libero di fare tutte le domande che vuoi. Tanto vedo un attimino cosa ci hanno dato. Salute più 26% a tua sorella. Va bene, va bene, va bene. Risorse. Abbiamo una tessera di livello 4. Allora, il piano era semplice. Visto che Liz sta comunque continuando a conquistare la Oldest House, ci servono queste cose. Il punto su Dylan è: noi stiamo cercando nostro fratello. Lei ci ha fatto capire di sapere qualcosa, però ha messo davanti prima gli interessi del bureau che rivelare ciò che sapeva.
quindi si potrebbe pensare che effettivamente Dylan possa essere una risorsa importante per il Bureau. Anche perché nell'ultimo documento non ci dimentichiamo. Allora, aspetta, mi è venuto in mente un documento, ma non mi ricordo se è di questo gioco o di un'altra cosa. Quindi non dirò niente, anche perché più avanti questa cosa sono sicuro verrà ridetta qua e non ti faccio spoiler prima del tempo. Però sì, per tenerlo così segregato, anche perché non ci dimentichiamo che la nostra prima alleata ce l'ha detto, ha detto guarda, riguardo tuo fratello, tutti i documenti sono segretati col massimo della riservatezza, quindi nessuno può accedervi, nessuno può accedere a quelle informazioni in nessun modo. Quindi per tenere una cosa così nascosta, e beh, Cri. Allora, noi dobbiamo andare nella zona della manutenzione, quindi dobbiamo tornare agli ascensori, grazie a questo rapido passaggio. Documenti, niente. E ce ne torniamo. Che al settore... Ah, è dove siamo adesso, ok. Torniamo alla manutenzione. Il filmato che ci ha fatto vedere prima di Darling che parlava ci ha proprio detto, guarda, con tutto quello che stiamo studiando qui, però, ecco, Is he here? Is he all right? HRAs first. They'll help save everyone, including Dylan. Once I find him. Can you keep him safe? Like you do with me? noi non sappiamo effettivamente se è qui, se è altrove. Sappiamo solo che il bureau è collegato alla sparizione di nostro fratello a causa dell'evento di realtà alterata che è accaduto tanti anni fa. Allora, adesso abbiamo una bella scheda di livello 4. Ok, dobbiamo togliere da mezzo la sfera però. Salve. Oh, salve. Allora, tu. Carica, carica. Ok. Cose che vanno a fuoco. Ecco qua. Minchia che grattata che ha fatto. Allora. Salve Chester. Allora. Ah, tutto bene, stiamo andando avanti. Si va avanti. Ci sono domande, ci sono quesiti. Sì. E adesso andiamo alla roccia nera. Allora, qui succede qualcosa di brutto. Però se noi togliamo l'elettricità... Allora, vediamo prima giù se c'è qualcosa. C'è una cassa. Ora, se noi andiamo di nuovo su... Andiamo di qua, andiamo di qua. E noi mettiamo questo qua. Allora, mica c'era qualcos'altro sopra. Wait a second. Wait a second.
Io attivo tutto. Allora, noi andiamo sopra. Togliamo questo. Mettiamo uno qua. Ah, serviva sopra. Aspetta. Vediamo se riesce il trucchetto. Suca. No, no, no. Mi ha fregato. Mi ha fregato. Mi ha fregato. Allora, andiamo di qua. Vediamo se riusciamo a prendere. Perché mi sembra serviva pure uno qua. Allora, lei... No, dove vai tu? Cocciati qua tu. Eccoti qua. Allora. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ah, Christian ti ha salutato, ti ha Sì, ho sentito. visto, ho Ah, letto, ok. letto. E abbiamo aperto la magica porta. Ecco, c'è di nuovo l'interruttore. Attenzione. Questa è l'entrata per l'Ocean View. Tira 3 volte. 1, 2, 3. Siamo tornati di nuovo qua dentro. C'è sempre questo magnifico simbolo ovunque. Allora, vediamo un po'. E si è aperta una porta. Ok. Niente di anomalo. Quindi se io ripremo qui, apre un'altra stanza. Poi ci sono alcune cose che possiamo fare. Allora, Bello. dobbiamo sistemare la stanza nello stesso modo in cui è quella accanto. Così, così. Allora, mi sembra che andava bene così, mo controlliamo. La sedia deve essere spostata, radio a destra e vaso a sinistra. Ah, sono aperte tutte e due. Ancora non ho chiesto, ma quel lavoro C'è stato un suono un po' particolare. Allora. Oh, ed è apparsa una chiave. No. Si è aperta un'altra stanza. Ma di fatto la vostra evoluzione, che mi sono aperto pure il conto. E abbiamo una chiave. Ci sta. Mi sono trovato bene per il momento. Quindi noi continuiamo ad aprire. Aspetta un attimo. Tre. Ok, devo esaminare un attimo una cosa che mi è venuta un attimo una teoria in mente, però devo andare un attimino a controllare delle cose. 2. Ok, e abbiamo sbloccato il passaggio. Allora, noi andiamo di qua. Aglia. Ok, abbiamo sbloccato il passaggio per la roccia nera. Okay. Stanza dell'Atlante, lavorazione roccia nera, manutenzione centrale. Allora.
Vediamo un po', qui c'è un po' di lore. Che stiamo mai durando a aspettare. Teoria dell'Atlante. L'Atlante è un'espressione fisica creata dalla Oldest House. Il suo fine e la sua funzione sono tuttora sconosciuti. La forma e le dimensioni dell'Atlante, consultare il fascicolo ATL 03 per le suddette dimensioni, sembrano indicare un fine più esplicito rispetto alle consuete pareti, pavimenti o alterazioni della Oldest House. L'Atlante cambia forma, ma resiste all'osservazione quando lo fa. Non c'è mai stata alcuna osservazione visiva del suo cambiamento, poiché si verifica sempre e solo tra i fotogrammi quando viene monitorato dalle telecamere di sorveglianza. Secondo una teoria precedente, tale cambiamento corrispondeva alle alterazioni dell'edificio e l'Atlante era un della stessa. Tuttavia, i cambiamenti di forma non si verificano contemporaneamente alle alterazioni dell'edificio, il che rende tale teoria molto discutibile. Strutturalmente l'Atlante è fatto dello stesso materiale del resto della Oldest House. Si spera che ulteriori osservazioni possano aiutare a comprenderne le finalità. Fare riferimento al fascicolo 8 37 35 92 sulla ruota di Napoli per il rapporto completo. Quindi, nonostante tutto l'edificio cambi, sta zona dell'Atlante cambia in una maniera un pochino diversa. 5 non ce l'abbiamo ancora. C'è il bagno, una sosta al bagno. Io oggi ho scaricato Rotto il bagno. grande beta Monster Hunter. L'hai scaricato? Gianmarco, Play, cioè, 3 Gianmarco, giorni io apro e chiudo parentesi. Apri e chiudi. Tu devi giocare ai Fantasio perché le cose che hanno visto questi occhi... E dove sei arrivato? Sto nel tempio. Ok, dove? Ho visto i murales. Ok, Sono sceso giù ok. e sto esplorando giù, non quest principale, sto facendo il sotterraneo. Ah, perfetto. Sto questo prendendo me lo direi sotto. ieri. Sulla Ok, caverna. quindi sei arrivato dove sto io? Hai visto qualcosa di strano che è successo? A parte i murales al momento no. Ok, va bene. Sulla caverna. Vabbè, no, zitto tu, zitto che ti fai ok. scappare quelle che hai visto No, prima. appunto, Zitto, se sai zitto, le caverne, zitto. Faccio la domanda. Sì. Ah, No, comunque sto giù, giù, giù. Ok, Gianmarco, Ah, no, attendo tue considerazioni Ma su il quello che grattacielo? vedrai. Il grattacielo, vabbè, ma me l'aspettavo già. Lo Cosa, zio, il grattacielo, che cosa? si vedono i grattacieli, che tu vai sotto e c'è un altro. Ah, quindi già sei arrivato, sei giù. proprio a Shinjuku sei sì, arrivato. Vabbè, sì, Shinjuku, vabbè. Nier Automata sto praticamente, sto là dentro. Io mi aspetto il collegamento con persona a breve, Lo sto dando 10-1, sì. Potrebbe, ma non è fondamentale. Una piccola cosa, secondo me, ci sarà all'interno. Vabbè, era prevedibile che avremmo trovato dei vestiti. Dal Murales ci troviamo che gli umani hanno fatto Sì, qualche hanno- cazzata e si Sì, sono c'è creati proprio una linea tutto. evolutiva Ok. diversa dall'uomo. L'uomo umano e l'uomo persona. Sì, no, ormai non si può usare più sta parola. Pure al lavoro se sento diventare una persona. Viene in automatico ormai. Già fa. Oh no, c'è uno grosso. L'ho buffato. Sosta al bagno, boom, sì. Ma guarda pure qua. Domani dovrò Ecco. fare pausa dare il fantasma. Domani devo mettere una mossa. Sì, è che l'ho messo alto più la ventola sotto, sì. E il raffreddamento a bene con l'acqua. È vero però. No, però è quello. Cavolo. Meno uno. Dio. Com'era Dio? Io quando sono arrivato l'ho detto, lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo che finiva così. Molto sì, ma era impossibile che fosse poi il massimo inventato così. Era proprio un consiglio, ma aveva senso. Come chiamano? No, pure non mi stavo trovando. No, Ragazzi, datevi una calmata. Vai. Dov'è l'altro? Dov'è? Ok, fatti fuori tutti. A posto. Ok, abbiamo sbloccato un'altra zona. fortissimo, no? Molto D&D, questa era Non la penso quella più grande. Allora, dobbiamo salire su.
sempre. Come il fratello. Bravo. Allora vi appoggio il... Va bene. Ah, cazzo, c'ha un'attenzione una volta. Sì, sì, riesco ad avere un po' di doppia attenzione in alcuni momenti. Diversi, Sì, molto diverso. Sì. Allora, vediamo un po', si entrerà di qua. Allora, aspetta. Hai capito? Ok. Hai capito? Ma forse c'era arrivato anche io nel gioco. Allora. Io contro l'ho finito, ma me ne ho fatto. No, io non l'ho appeso a un certo punto. perché Oh, non tra non questo e i seguivo un DLC, madonna mia, che No, bello. sistema di combattimento brutto. I'm glad to see you're still Allora, ecco qua. Non c'ha un- Lui è il signor Arish. po'. Sì. Arishem, uno degli Eterni. Guarda cosa Hey, thanks for bringing down that ho scelto io. whatever the fuck that was. Bello! But we are barely holding on here, Bello, mi boss. piace. How's the situation outside maintenance? What do I tell him? The truth is harsh, but these people seem familiar with death. The Hiss are everywhere. Ah, il... Most of the Bureau is lost. Ah, We need Blackrock Prison to make more injuries for any survivors in the safe rooms. I'm here to check Darling's Blackrock lab. So to recap, death, disaster, and imminent destruction. Another day at the FBC. But Darling's lab is just past Blackrock processing. I got good news and I got bad news on that front. Good news is, it's right down the hall. Bad news is, a Hiss monster has decided to move. So that's great. Benissimo, a posto. Scettro di rame. Monster. That's what the Rangers said. The ones that survived, anyway. No, è bello come l'occhio di... We are just treading water here, and the Hiss keep coming. Salvador would know what to do, but apparently he took a security team into the containment sector just before the lockdown happened, and I haven't seen him since. But hey, at least we got you, our fearless leader. They shouldn't rely on me. They don't know me. They don't know how I've failed people. You've done a good job here, Arish, but you should take your people and get to the base and executive. You can regroup there. I'll go deal with this monster. I'm getting kind of used to them. Aye, aye, Faden. And be sure to put a bullet in that thing for me. Allora, quindi c'è un mostro giù che ci attende. A posto. E tu se continui a tenere la cassa qua sopra è normale che non ti senti bene poi, eh. Allora, aspetta. No, non ti posso neanche aiutare. A posto. Ah, ma che schifo, ma con la X c'è un hitbox che ne esiste. Star Wars. Un po' sì. Madonna, bravo. È quello il primo ordine, guarda, è perfetto. Ci sta, Ma niente. I tracer russi, Ah, vabbè. oltre alle cose Arish che wasn't fanno. kidding about that monster. Sì, sì, proprio, infatti l'armatura si chiama il Loyalist. You showed Salve. me the HRA when I first got here, and the machine that makes them. Can you help me find a prism? Questo è il purifier. Oh, cose brutte. Cose brutte. Shit! They're shattered. Not a single Tutti i pezzi sono rotti. Non c'è più un prisma. Sa chi ha deluso in passato? Il fratello, forse? Allora, lei molto probabilmente lo pensa che comunque ha abbandonato il fratello, secondo lei, non rendendosi conto che essendo questo un bureau, un servizio super segretato, e non avrebbe mai potuto ritrovarlo facilmente. Quindi per quanto possa restarci male, non è che poteva fare tanto da bambina, non avendo neanche pienamente il controllo di Polaris, fare qualcosa. Tu sei brutto e sei pure un po' antipatico. Riappari. Tu devi solo riapparire, già ce l'ho pronto. Dove sei? Dove sei? Dove sei?
A posto. Let's hurry up and find Darling's lab. 80 soldati con i mitra, noi gli abbiamo tirato un pezzo di scala appresso e via. Cosa ti serve? Siamo tornati. Allora, Siamo qui con il capo magazziniere Giammo. Poi abbiamo l'ingegnere del suono della e allora, aspetta, fermi tutti, fermi tutti. In the oldest house, where under the right conditions, when the frequencies match, other dimensions leak in. We call these areas thresholds. The quarry is one of the more stable thresholds in the maintenance sector. That's where black rock comes from. Extra-dimensional matter. It has the unique property of blocking out a lot of frequencies. A good thing. It keeps things stable, contained. Think of it as paranatural lead. Our research involves many dangerous things we absolutely need to keep in check. That's what the Black Rock Line fire breaks are about. The panopticon container cells. Sorry to interrupt, sir, but I need the code for the quarry elevator. Oh, Emily. The codes. Black Rock 665. Neighbor of the Beast. Get it? We can do that again if you... Quindi anche Darling fa il piacione con le dottoresse. Da questo cosa abbiamo appreso? Allora, la roccia nera è un materiale importantissimo perché, come ci ha detto adesso Darling, fa da isolante per le frequenze che provengono dal piano astrale, o in questo caso loro credevano dall'IS, ma non ha funzionato in nessun modo. La roccia nera ha consentito all'agenzia di fare notevoli progressi nelle procedure di contenimento fin dalla sua scoperta. Questo rapporto esaminerà in che modo la sua struttura sia formata da densità in grado di annullare qualsiasi risonanza in un raggio che va da X a Y. Saranno analizzate tutte le innovazioni dell'agenzia che includono la roccia nera, in particolare le barriere antifuoco, opere ingegneristiche progettate per contenere future epidemie, attacchi o altre minacce interne. Vedo che non ha funzionato qui dentro. Proprio non mi sa che non ha funzionato tanto. Lo scopo di questo rapporto è incoraggiare il personale dell'agenzia a scoprire ulteriori innovazioni usando la roccia nera, in quanto il lavoro in tale campo si è notevolmente ridotto negli ultimi anni. Fate riferimento al fascicolo 593-1733 sulla ruota di Torino. addirittura. Sì, sì, Ok. per il rapporto completo. Quindi la roccia nera è buona. Ci si possono fare anche delle armi con la roccia nera. Cazzo. Quarry. Che a questo punto So the prisms must be Oh. too. Zio, fa ancora. c'è. Un altro film. No, sembra quello di- Abbiamo la nuova carta d'accesso di livello 5. Quindi possiamo andare qua. Sì. Ma qua dentro rimanevamo senza carta di livello 5. Allora, ascensore. Ma hai Everything here is crazy. Weird. Weird. No, ho messo un pochino a posto la grafica, scheda video, eccetera, eccetera. Like Un how po' the più world lontana should be. rispetto a quando me la ricordavo. I am in an forse. infinite No, telecamera non ho mosso niente. Ecco, dà dimensions l'impressione and I di- never want to leave. Sembrava, insomma, Even with all the horror, no, vabbè, ma non era un po' Luca. me la ricordavo un po'. it feels Sì, la sane. telecamera, sì. Just the right kind of insane. A lei sta iniziando a piacere quello che sta vivendo qui. Comunque, lei era solo andata in un edificio per cercare il fratello. Allora, di qua residui della soglia. E abbiamo un altro punto qua. Allora, 7 punti abilità. Allora, vai Chris, scegli tu dove devo mettere i potenziamenti.
essere una cosa fresca. Scegli tu. Abbiamo 7 punti. Però guarda, mi preoccupa, Wilds, ma che ne esce 13, quindi Wilds... No, Quando utilizziamo 13 punti ci sblocca uno slot mod personale aggiuntivo. no, quest'anno miglior colonna sonora vince Re Fantazio. Gioco dell'anno vince Black Myth Wukong. Spero vinca comunque anche quella da Arturo, comunque. Miglior colonna sonora vinca, Quello tutto a destra cosa sta a significare? Questo qui? La durata del sequestro. Vabbè, io mi baso su quello che ho sentito E di Re quello è quello, Fantazio. ma con le parole. No, l'ho capito. Noi da qui possiamo sbloccare anche questa abilità per lo scudo. Ossia, qua su questo ramo potenziamo la forza dello scudo, ma lo scudo ha delle abilità. Questa qua con le voci sotto. Questa qui, quando togliamo lo scudo, partono detriti contro tutti i nemici circostanti. Qua diventa più forte. Poi, miglior... Possiamo fare scudo, dash e andiamo contro i nemici con lo scudo. Miglior intro trailer. Questo è per quanto riguarda il lancio, danni del lancio e abilità aggiuntive, Tutte e tre no, però comunque- danni da mischia, energia e salute. Non avevo visto. Dai, fai scudo. Allora, facciamo uno scudo. Vabbè, mo così. Ora, io ti faccio leggere questo, l'ho letto pure io un attimino prima. Questo secondo me tu mi dici di sì. Questo ti piace? Dillo. Dillo. Prendi i nemici, li butti addosso ad altri nemici. Tanto metto il pugno. Non lo so, metto un paio di mila euro. Oddio, però in realtà- E poi costa pure 2 punti, quindi perfetto. È buona. Allora, noi adesso possiamo lanciare i nemici leggeri quando la loro salute è bassa. Allora, creazioni possiamo fare, perforazione. E presa ci vuole Per un altro po' di risorse. tu cambi la pistola. Possiamo fare un pochino quest'arma qua. Sì, un po' c'ha un po' la cosa là. Allora, con un'altra memoria della casa possiamo potenziare la possibilità di creare oggetti più potenti. Qua al momento non conviene spenderci chissà quanto sopra. Questa completata. Chiaro. Scegli le guardie Is. Ok. Allora, a sto punto siamo tornati nei pressi di Ati comunque. Vai. Voglio andiamogli a fare un saluto. Stai qua, non vai a salutare Ati. Eccolo qua. Bravo. Ha messo comunque un altro PG infinito. lavoro. Che disastro, rimuovi l'ostruzione. Manutenzione stazione di pompaggio. Pasca mica pasca. Allora, stazione di pompaggio. Stazione di pompaggio, quindi di qua? No, di qua no, perché c'è un muro. Pirulauta. Ober. No, è dall'altro lato allora. Ah, ti scusa se sono salito sul tavolino, eh. Sì, lui è sempre canterino. Sì. Lui Non canta. si- Lui non l'importante si- è che canta. Non gli tange. Lui canta. No, lui canta. Le mani in tasca e canta. Questa è un'altra canzone, veramente. La primavera e canta. Vabbè. Canta nel vento. Ecco qua. Fai il ritornello pure finale a questo punto. No, a posto, finito. no. Allora, stazione della... potremmo andare dalla stazione della fornace, pompe rigeneranti e fare prima di là. Allora, diciamo che effettivamente la mappa io mi ci perdo spesso e volentieri qua. Oh no. Oh no. È morto. Allora, proviamo la nuova abilità. No. Ecco. Lancio di katana, quindi sono incendi sostanzialmente.
L'abilità funziona. Le cose che fai in Cazzo. Call of Duty con le note. Ok. Parlato. Sono altri? Nessuno. Forse andava fatto su di lui un film, vero Ray? È vero Ray? No, ci sono anche casini con Chiede da Ray. la Da Ray. regista. Se no, l'avessi notato, guarda. Me lo stavo già Eh. cominciando per questa battuta. Dicevi tu lo zi? C'è un problema, stava succedendo in questi giorni, un casino in Disney o con la Lucasfilm proprio perché è stato cancellato Ah. o annullato il film su Ray che doveva uscire. Non mi sono andato a informare e quindi stanno tutti sul piede di quello. Infatti non ne capisco il senso, No, sinceramente. basta, di basta fare- con questa munnezza. Ma più che altro hai visto che ai tuoi Basta. fan non è piaciuto. Non Basta. continuare a spremere perché non Basta, piace. basta. Allora, a questo Che punto, infatti che sta questa è la facendo? fornace. Ok, la stazione di pompaggio è questa qua. Quindi, Infatti, resto con il mio Jedi Fallen Order, con la storia di Hal, Guarda, sono contento io. l'altra munnezza è la versione di Anelli. Hanno fatto pure quello. non ho assolutamente. proprio intenzione di vedermelo. Dal punto di vista della scena, quindi è figo. Però, alcune bambinate in mezzo alla fine. Allora, Ma fanno anche qua è tutti gli pompa stessi refrigerante. Noi dobbiamo andare in fondo qua, era? giochi. Vabbè, accettato. Proprio figli di quell'epoca non l'avrebbero accettato. A prescindere. Ah no, aspetta, non ci possiamo andare ancora là. Ci possiamo andare ancora là perché, piccolo spoiler, dovremmo andare per di qua, per sopra, No, no, sì. se non ricordo male. Quindi comunque la quest ce l'abbiamo. Se salgo sopra non vado di là. Cosa? Spera che non ti vengano a No, prendere, ok, ok. Allora, qua ci dobbiamo venire dopo. Qua si rompe tutto. Sì, bellissima figata. Ha fatto un gran pezzo. Allora, a questo punto mettiamo di nuovo la soglia. Allora, Buonanotte Maria. per la soglia dove avevo Sarò con te. allora, stanza dell'Atlante, corridoio di accesso. Qual è l'ultimo che avevo sbloccato? Centrale SN? Assolutamente no. Allora, torniamo alla stanza dell'Atlante. Ok, noi eravamo arrivati qua. Poi sopra. I'm not doing so hot. We'll push Che è through this. successo? The hiss are the ones doing the pushing, Doc. Vabbè, classico. Vabbè, ci siamo pure avvicinati un attimino interessati. Comportamento di Trench. Hai notato le recenti tensioni tra Trench e Darling? Ultimamente si comportano entrambi in modo strano. Trench mi preoccupa più di tutti. La sua improvvisa ostilità verso il progetto di Darling non è da lui. È stato proprio lui all'inizio ad approvare queste ricerche su Hedron, ma dopo che Darling ha svelato gli ARH era furioso. Non vedo nessun motivo valido per non dotare il personale dell'agenzia di altri dispositivi di sicurezza, ancora meno se è così resistente come dice Darling. Che ne pensi? Hai notato nulla che ti sia sembra strano nel loro rapporto? Che ti sia sembrato strano nel loro rapporto? Parliamo di persona prima della prossima riunione dell'agenzia. M. Allora, a sto punto, andando di qua... Scheda di livello 5. E possiamo andare di qua.
C'è un tesoro. Ecco qua, tesoro è buono. Finalmente hanno confermato. Di qua. 31 e Brooklyn Force, simbolica. Ok, abbiamo trovato il lupo perfetto per girare. A posto. Allora. Poi il primo. Quindi. Oh no. -1. Questi hanno il lanciamissili. Luca. No, deve morire prima la sfera. Dov'è? Dov'è? Si vede quanto ci hanno messo dentro. Perciò me lo voglio provare un attimo. Ok, fatto. Primo assaggio. Ma poi tutto blocco il gioco e ci bravo. Allora, siamo tornati qua. Riprendiamo l'ascensore. E dobbiamo andare alla cava. Quindi dobbiamo andare al 2. Allora, Cri, questo penso l'hai capito, è più un pochino più action come titolo. Però arrivato ad un certo punto, credici, ci sarà solo da parlare di lore. Direi pure parecchia. Ancora non ha visto Oddio, niente il proprio. giovanotto. Questo diciamo è ancora parte introduttiva, mettiamola così. Ancora la voglio vedere avere mazzato. Io il più giovane. Ciao Francesco. Ma è... Buonasera. Buonasera Francesco. Ma comunque non saluto mai visto. Schifo. Vabbè, ma uno fa, entra, dice... Tu devi finire a fare l'autostop in autostrada. Ti sta piacendo, France, Alan Wake? France, attento, attento a lamentarti di Alan Wake che ti appoggio il pene sulle gengive. E non dire niente che c'è Christian, per piacere. Mi raccomando, non fare il puzzo. Ma talmente bello il computer spiegato che quando inizio rilassato tranquillo va. Sì, effettivamente, pure quando ho visto qualche intervista cosa fa, ho detto, va bene. Francesco, mica si sente la ventola nel microfono. Clamoroso. No, non si sente, non si sente. Allora. Allora. Questo è un bel posto, questo qua. Che è successo? No. Sorridi. Fatto errore, fatto errore, fatto errore, caduto giù. Fatto errore, caduto giù. Fatto proprio... Spaccato piedi. Soul stack. Sì. Sei morto. Mo sta al lavoro perché ieri stava... No, ho perso il conto dei giorni ultimamente. Ordinate carte comunque. Guarda, sono solamente la 742esima volta, Francesco, che compri carte. Quali carte poi? Prima o poi penso la mamma non lascia di casa. Sì, è comunque, possibile. questo vago presentimento. Ok. Allora. Ciao Vito, buonasera. Oh, Vito, buonasera. Come io riesco a fare i piedi? Sì, Fabio, sta qua e mi riscatta i bevi. Io sono uscito da Ma scusa, diglielo da qua. Questo... No, ma ieri che ha fatto è stato qua. È sceso. Io stavo in live all'improvviso, ha riscattato il bevi. Come stavo qua. Quando è sceso 5 minuti che era il Allora, documento CSN. Il CSN è stato progettato su ordine del vice di Trench, immediatamente dopo la sua nomina a direttore. Il contenitore fornisce un modo sicuro di estrazione per l'energia eccessiva di
pur funzionando come un metodo umano per ospitarlo. Le pompe di refrigerante evitano al contenitore e il surriscaldamento mentre l'energia è nel sifone. L'energia viene quindi condotta nei convertitori dove viene trasformata tramite l'uso di generatori a turbine. L'elettricità prodotta alimenta l'intera agenzia, rendendoci completamente autosufficienti ed effettivamente invisibili nella griglia di New York City. Dopo la sparizione di NSC-01 a causa di una sconosciuta manifestazione di potere. Vado a giocare, addio. Vabbè, ciao Francesco. Ciao Francesco, buona serata, ci vediamo dopo. Un po' un guaglione strano. È particolare. Non mi ha risposto alla domanda che gli ho fatto oggi. Vabbè. sono L'occupante è stato contenuto ed è stato costruito un secondo modello. NSC-02 è dotato di ancore spaziali progettate per prevenire effetti traslocativi da parte dell'occupante. Fare riferimento al documento 923-0544 sulla ruota di Bari, questo. Marco, ti schiaccio le palle, non mi insultare. Poi tu vieni, dici ho preso le carte, ciao, me ne vado. Vagabù. Sì, Vito, la maggior parte preferisco giochi dove c'è una bella storia e non c'è storia migliore di quella che Godo. c'è qui. Godo. Allora, Gode nel farti incazzare. probabilmente. A caso. No, questo è importante. Allora, ragioniamo un attimo su alcune cose. Sarcofago contenitore, quindi serve per contenere qualcosa. Ed è stato progettato subito dopo che Trench è diventato il direttore. Noi sappiamo che Trench e Darling, l'abbiamo detto prima, stavano nascondendo qualcosa relativo a Dylan. Possibile che, secondo te, sì, qualche gioco sportivo ogni tanto mi capita di farlo, ma calcio no, niente. No, niente. Potrebbe essere, Cri, secondo te? Sarcofago contenitore. Ecco, ha riscattato il Befi. A posto. Allora. No, neanche. Le uniche cose rotonde che posso seguire, o dalla forma rotonda che potrei seguire davanti ai miei occhi, sono due tette se mi passano davanti. Ottimo. Palloni da calcio, no. Tette sì, palloni da calcio no. No, sto dicendo, questo foglio ci presentava la creazione di questo contenitore per qualcosa. Per le urine. Tanto che, visto che comunque l'Oldest House produce energia, loro risultavano completamente anche offline dalla rete elettrica di New York, visto che loro comunque devono mantenere la segretezza. Inserto sul ventilatore. Estratto dal reclamo formale interdipartimentale. La notizia del ventilatore letale si è ormai diffusa in tutta la regione, da quando l'ispettore esterno ha incontrato un giornalista locale per spiegare che i ventilatori elettrici possono funzionare a velocità tali da poter soffocare gli utenti disturbando eccessivamente l'aria. Poiché la nostra agenzia è ancora giovane, dobbiamo stare attenti a non fare passi falsi. Ogni spiegazione data al pubblico deve fornire una motivazione sufficiente ma vaga, in grado di riaffermare la sua certezza sul fatto che il mondo è stabile e controllato. Dobbiamo procedere con cautela, specialmente in questo mondo sempre più tecnologico, con la radio e altre innovazioni che consentono alle informazioni di diffondersi a velocità un tempo impensabili. Per questo insistiamo sul fatto che il nostro dipartimento gestisca tutte le comunicazioni con entità pubbliche. Con tutto il dovuto rispetto, William S. Powers, responsabile del Dipartimento Diversivi e Dominio Pubblico. Ed è un documento del 54. Quindi il bureau è dal 54 circa che è in giro. Giustamente all'inizio, non sapendo neanche loro come comportarsi, c'era qualche oggetto del potere che era un ventilatore, è stata data una risposta a cazzo e quindi questo documento sta proprio a dire: ragazzi, è vero che siamo gli ultimi arrivati, però diciamo cazzate e provochiamo l'ansia generale. Giochi di combattimento sì.
Tekken appena possibile. Oh, ma perché non ti scarica il pass Mortal Kombat? No, quando ho possibilità devo prendere Tekken e rompere il culo a Francesco. Punto. Vabbè, ragazzi, non ha senso. Allora, Super Smash. Faccio L1 quadrato con nuovo Tekken. No, no. Manco fa come volevo fare per fare Cioè, era raccontato tipo... ecco qua. Non mi ricordo ieri o l'altro ieri Francesco che quest'anno ai Game è stato scartato Mortal Kombat. Allora, c'è un altro scelta. Ecco, è rotto l'ascensore. Gotta A get down quanto the vale fa? old-fashioned way. Dobbiamo scendere. L'ultimo. 11 magari No, no, proprio l'ultimo. Di certo noi, Cream, Non l'ha detto solo- per la cosa di cui stavamo parlando prima, al momento noi personalmente documenti o anche un accenno Incredibile. a dove veniamo e riguardo nostro fratello non abbiamo trovato nessun documento. No, Allora, scendiamo alla vecchia maniera. forse un giorno un DLC Chi lo sa, potrebbe rispondere a chi lo queste sa, domande. chi lo sa. Forse no, forse sì, forse su. Oh, salve. Ah, forse prende bene. Forse le risposte arriveranno tra 5 minuti. Tutto è possibile. Aspetta, oggi magari tu me lo stai dicendo e succede. Come facciamo a saperlo o a non saperlo, scusa Nenzo? Gianmarco Lezzo. Perché? No, Christian, perché? No, Christian. Sono Lezzo. Lui non è il Lezzo. Lui è il capo dei Lezzi, è diverso. Allora. Noi continuiamo a scendere alla vecchia maniera. Qui non si apre neanche con la nuova maniera. Andiamo di qua. C'è un Pippo Baudo qui. Eccoci qua. E la vecchia maniera sembra che stia funzionando, eh. Tranne qualche se saltiamo da qua. Tanto va Gianmarco a largo che diventa Lezzo. A quanto pare sì. Ma perché? È un gesto di affetto. No, non ho capito. Chi è? Ragazzi, stavamo vedendo l'ambiente però, che cazzo. Anzi, fai una cosa. Tra l'altro che mi dice di schiaccio boh. Ecco. Dacci una mano. Ah, invece, no, a me Oh. mi piace un po' di... Bravo. Figa. Bravo, questo è il tuo premio. Ecco qua. Siamo già... Ok. Qui l'Is era bello forte. Perché all'edificio No, piace ma io cambiare. scherzavo, forse sì o forse no. Nel dubbio, come la trama di Alan Wake. Tu pensi di sapere, credi, forse sì, forse no, chi lo sa. Oggi neanche noi sappiamo Ecco un qua. cazzo, probabilmente. Nessuno sa niente. E fai conto ci manca ancora un punto nel DLC. C'era una cosa così grossa. Non l'ho vista proprio. Non l'ho vista proprio. Bravo, corri, scappa, bravo, 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 bravissimo. Suca. Allora. Ah, mi sembra c'era pure un'altra cosa. Allora. Non ho capito. Infatti la uso poco la pistola, principalmente uso la telecinesi. Laghetto. Tombola! Fatto strike. Magari... Ne ho buttati 3 a terra. Dai, tu per farlo pure. Ok. Sono abituato ogni volta che finisco un fight di premere X per ricaricare. Qua cambi l'arma, quindi Scusa, dove carichi? quasi carica in automatico No, l'arma. no, dove carichi con X? Alan Wake. Quadrato in generale, la maggior parte dei giochi che faccio o mi metto che sono abituato da tempo che col quadrato ricarico, quindi il problema è che qua cambia completamente l'arma. Allora,
quadrato, posso pure capire. Io vado parecchio in preva nei giochi, spesso banda comunque quelli anime che Vediamo di per qua. fare dialoghi devi premere il cerchio. Perché il cerchio? Il cerchio si nega. Quindi comunque, Cri, come possiamo notare, stavano prendendo un bel po' di roccia nera da qui. Giustamente tu apri una porta di casa tua, ti ritrovi in un'altra dimensione e trovi un nuovo materiale con cui costruire cose. Che fai? Non avvii i lavori e scavi come se non ci fosse un domani? Allora, di qua c'era il giro dall'altro lato. Io sono alla fine del Allora. Game Plus, mi sono fermato là. No, si va solo di qua. No, mi sono fermato proprio là. Così appena Ok. so che sta per uscire il DLC, lo finisco. Lo finisco. Qua di scavi ne hanno fatto un bel po'. Ecco, ordine attrezzatura per la cava. Ci servono altre lame di diamante il prima possibile per ottenere il taglio pulito voluto dal settore ricerche. Questa cazzo di roccia nera è dura. Oh, Isetto, buonasera. Ciao Setti! Isetto, quando giochiamo a qualcosa Remedy stiamo sempre bene. Quindi per forza si Consumiamo lame come se crescessero sugli alberi. Le dimensioni che vogliono di quelle lastre di roccia nera sono scandalose. Con tutto il dolore che mi stanno causando, queste barriere antifuoco faranno meglio a funzionare. Vai avanti e raddoppia l'ordine precedente. Tutto bene a te, sei tu? Da quanto tempo non ci sentiamo? Allora. Ok. Ho giocato 88 ore. Ecco la cava. Beh, Ho fatto la cosa, quella sul pony. un bel panorama, non c'è dubbio. Ok, dobbiamo trovare un pezzettino da qualche parte che possiamo utilizzare. Allora, vediamo di qua cosa c'è. C'è una batteria, ci sono 2 batterie. Attiva gli esplosivi per trovare il prisma di roccia nera. Ah, ok, allora, da come ho capito sono per varie parti, varie cose del gioco. Io voglio vedere, penso che quella che mi hai mandato sia la prima. Io voglio vedere solo la prima e la seconda. Se ce ne sono altre non le voglio vedere, voglio l'effetto sorpresa. Allora, una batteria sta qua. E la mettiamo qua. Poi, ecco, poi un'altra batteria. C'è un signore qua. Tuca. Questi lanciano i missili. Prendi batteria. Al posto di Alan e avessi avuto questi poteri qua avrebbe risolto la trama di Alan Wake Sì. in 10 Vabbè, Alan ha un altro potere effettivamente anche più forte vabbè, sì, di usato questo. in un determinato modo è ovvio, molto Mettiamola così. più- però Alan non sa plano. Non sa usare la No. forza. Può fare quello che cazzo Alan corre, spara, uccide posseduti, risolve enigmi, fa cose, però poi se fa uno scattino in più, giustamente si stanca. No, Jessie è Lei tornato. invece... Vedi, la gente rompe il cazzo. Vedi, questa è donna forte. Ok, che deve aspetta, rompere i coglioni. aspetta. Che è successo? Ah, ti ha inviato, ok. No, vabbè. Quindi sono le prime 2 queste. Oh, bella. Non Bello. dire il titolo però. dire Ne ha niente. fatte 7 che mo lo facciamo in live. Mi fa lui da... Vedi da vicino, vedi da vicino. da maestro. Mi ha anche detto che c'è la traduzione non ufficiale in italiano, quindi lo possiamo mettere in italiano e ce lo godiamo proprio No, no, questo è bello. per bene. Bello, bello. Bello, punto di domanda. Oh cazzo. Molto bello. Allora c'è una palla in giro. Dov'è? No, quello butta le cose pure lui. Il problema è che c'è la palla che lo cura. Ricordati sempre, Setti, come disse il saggio, ci sarà sempre un asiatico che sa fare le cose meglio di te. Ha detto
Aglia. le migliori grafiche del mondo. Ma che cazzo stai dicendo? Sei Ma tu. non è che uno vuole Giotto, mo, senti, Ma a guarda- me piacciono e questo basta. Poi ricordati di Devono essere belle principalmente per noi, ci devono dar piacere a noi. Poi io ho sentito una notizia particolare oggi, ragazzi, molto particolare. Molto. Allora, stavo vedendo se c'erano delle novità in giro. Del news. Sì, sì, mi è uscita questa news. Allora, aspetta, brutta Vai, situazione, vai. no, sono morto. Mi hanno bloccato 4 di loro esplosivi, dove vuoi andare? Ora sentiamo. Si è aperto sto video di questa ragazza su un divano. Ho detto, Ecco. ma io non so Ma su era un Pornhub. divano di pelle nera? No, era bianco. Allora, Era non è bianco. quello. Quindi ho detto, che cazzo sta succedendo qua? Che per il video che stavo vedendo, che è uscita quella cosa, non capivo il perché. Sta ragazza ha iniziato a dire queste esatte parole. Sì. Allora, i biglietti sono disponibili. Potete prenotarvi per l'evento. No. Magari. No, si scherza, è una battuta. Sì, vi confermo, l'evento è il seguente. Tenterò in un giorno di farcene, non so, perché poi a un certo punto perdi il conto. Farcene è giusto, perché anche il pubblico. Quanti più possibile? Vuole fare il record con una cifra a 3 zeri. Vuole farsi 1000 ragazzi in una giornata. Impossibile. Matematicamente penso impossibile. Ora il video mi suggeriva questo, poi non sono andato ad informarmi perché però parlava di fare in una giornata, Andiamo ad quindi informarci subito su quanto è il record del. Vabbè, meglio perché se- sono un po' tanti, Ma sicuramente non so. è una domanda che c'è da farsi, perché sicuramente Io di solito quando sento queste notizie un po' particolari cerco sempre un attimino di informarmi e di capire effettivamente cosa sta succedendo. In questo caso ho detto no. Lisa Sparks, data per mostrare 919. Vedi, in un giorno? Come si fa temporalmente a far reggere al Quindi per l'amor di Dio, attenzione, non siamo nel 1800 e siamo contro il sesso e i suoi derivanti. Però, cioè, che poi farne 1000 porterà qualcuno da qui a tot tempo a volerne fare 2000, poi a farne 3. Quindi, mo o la prendiamo con ragazzi, c'è speranza per tutti. Quindi, Ha ragione. cioè, a me è successo con 2 diversi in una giornata e mi vanto, ma più di 1000. Wow, a me capitò una sera quando facevo animazione e caso volle che venne anche mio fratello quella sera a trovarmi. Riuscì a farne 3 in una sera con 3 situazioni diverse. Minchia, mi ha detto va bene, a posto così, va benissimo. Non mi può più capitare una fortuna o... Oh, cazzo. Ma quella poi si può definire una giornata del cazzo a sto punto? Certo che sì. Ok. Vabbè. Cioè, citando così parlò Berlavista. Ma invece te ne fa 1000, ma non è giusto fartene 100 però con più qualità, più tempo e più... ti diverti di più. Ma poi non per me totalmente senza. Poi, cioè, fallo, in bocca al lupo e benvenuta nel record. Non ho manco capito il nome di sta ragazza. Però va bene, il mondo è un posto molto, molto strano. Questo lo stavamo iniziando a capire sempre più. Ho fatto un attimo un calcolo. 24 ore. Tizio, io se vuoi, Setti, se vuoi, io posso anche preparare tutta una serie di video con situazioni umane particolari, mettiamole così, e ce li vediamo insieme in live e mi commenti tu, la tua chat, chi si collega. Facciamo un giro per il mondo, vediamo che fanno le persone nel mondo. Cosa fanno? Sesso a quanto pare. Lanciano missili più che altro. Comunque 919 ragazzi trombati in un giorno. La media è un ragazzo ogni minuto e mezzo.
capito. Quel calcolo penso sia giusto. Mi scusi, signore, l'ho presa. Per 60 minuti, in modo da capire quanti minuti sono tutti i sono 1440. Allora, chi soffre di eiaculazione precoce, secondo me ci va a nozze con queste situazioni qua. Dov'è? Dove siete? Allora. Merda. Dove sei l'19? Questo Milano che aspetta un minuto e mezzo. Come cazzo faccio un marketing ogni minuto e mezzo? Cioè non è eiaculazione precoce, questo è cheating. Perché qua stai a città. Merda, merda, cacca, cacca, tanta cacca. Sono là. Perché ora poi c'è un documentario un eventuale gangbang. Senterebbe? Non c'è un regolamento. No, più che altro è che se funziona così, come ha detto pure Fabio prima, fai Ecco. sborra sulle cose e non sbaglierai mai. Ecco appunto. Allora, dato che sei uomo, Ok, Francesco, sei tu. Ok. se sei uomo, Francesco, sborra sulle carte. No, no, Dai, quello mo se l'è sborra sulle preso. carte. Cioè, ancora gli devono arrivare. Stampati l'email Ce n'ha sul foglio. altre. Ah, sì, è vero, di carte ne ha Sborra Francesco. sulle carte. O se vuoi sul... come si chiama quella carta che si è presa l'altro Francesco? Non so che è quello. Oh, no, 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 no. Ma questi... Sono tanti soprattutto. Aspetta, devo recuperare un po' di energia. Ok. Allora, salve. Allora, tu devi morire. Solo se fosse mettere in fila finito per non rovinare. No. Ah, giustamente prendi le dovute precauzioni. Ci sta, dai. ci sta. E se c'è da sborrare, ok? L'hai pensato? Ho fatto testa e muro proprio, direttamente. Guarda. Ok, manca solo quello grosso là dietro. Testa e samba. Una volta era sesso e samba, però adesso è diventato testa. Ok, fatti fuori tutti. Va bene, Allora, Francesco. possiamo attivare gli esplosivi. C'è stato un incidente alla cava. Ai ai ai. Durante le mie ispezioni di sicurezza settimanali alla cava ho trovato l'intera squadra di lavoro in stato di... L'intera squadra era in fila e intenta a fissare nella stessa direzione, la città in lontananza. Malgrado i miei sforzi vocali di attirare la loro attenzione, sono rimasti per più di minuti, fino a quando ho dovuto letteralmente fare cose. Successivamente sembravano confusi e non sono stati in grado di fornire alcuna motivazione razionale per il loro comportamento né alcun ricordo al riguardo. La mia raccomandazione ufficiale per qualsiasi squadra di lavoro in opera in una soglia è di ridurre la durata dei turni di lavoro o di sottoporsi alle nostre valutazioni psicologiche, obbligatorie su base settimanale, o meglio ancora, entrambe le cose. E forse dovremmo ordinare un'altra spedizione nella città. Fare riferimento al documento 558-3096 sulla ruota di Pechino 12:40. per il rapporto completo. Suona, fischia e canta. Allora, e botta fu. Io disse tu. E abbiamo rotto la roccia. Bene, quindi troveremo ciò che ci serve. Ok, ci siamo anche con l'orario, ottimo. Ecco qua. And there it is. Che a noi servono questi qui. The Questi HRAs, qui. the prisms, they mean something to you. Se no I need to get this prism to non possiamo sapere HRAs. qualcosa che potrebbe aiutarci. Sì, effettivamente la mia situazione... Ogni tanto Oh no, 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 fare brutto, qualcosa a brutto. cassoni, che ormai Brutto, un po' di brutto, tempo e non brutto. pensa niente. Brutto, brutto. No, brutta situazione. Non me la ricordavo questa. Però dovrebbe esserci il passaggio per uscire. No. Sono talmente potenti sti nemici che fanno laggare il gioco. Scappa, scappa. Corri, scappa, c'è il Nemesis. Di qua non c'è niente. Non di qua. Allora.
Ok. E adesso dobbiamo tornare all'esecutivo. Oh cazzo. Oh cazzo. No, 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 no. Vaffanculo. Ok, di qua non possono passare. Allora, noi torniamo su. Allora, noi abbiamo una stanza soltanto che non abbiamo ancora aperto, quella di livello 6. Protezione del personale, dove? Ricerche, parapsicologia, abbiamo 20 minuti per completarla. Allora, vediamo se riusciamo ad arrivarci a tempo. Allora, questa non l'abbiamo aperta. No, l'abbiamo aperta, però si era richiuso, ok. Allora, puntino di salvataggio. Vabbè, c'ero arrivato prima. Carica, carica, carica. Ragazzi. Ma quanti ne siete? Scusate. Cioè, gli uso i cadaveri dei loro amici addosso direttamente. Come hai fatto a non prenderlo? Ok, adesso l'ha preso. Allora, tu... Ok. Che cazzo. Allora. Vediamo un po'. Noi dobbiamo andare a para e anche psicologia. Questo lo riscattiamo. Succidi gli issi distorti. Sì. Attiviamo questa qua. E andiamo a parapsicologia. Lo spazio è tanto. Non penso che alla fine... No, se non vuole... Chi faresti fa? Bro, oltre Ghost Rider, palesemente. Dici tu? Palesemente. Allora, e noi dobbiamo andare di qua. Ok. Missioncina secondaria. Ragazzi. Merda. Dammi una manina, dammi una manina. Minchia. Ce ne sono ancora. Eccoli. Dove sei? Dove sei? Oh!
30.000 persone a film per far capire che è lui che comanda. Keanu Reeves per me può fare qualunque film e fare andare il film in qualunque modo. Cioè il suo personaggio può anche essere il... Cioè può fare qualunque cosa... Va bene, va Tanto bene, per chiamo. va bene. Oh, Ma chi è è? il mio rispetto per chiamo e ha 1000 capi. Dov'è? Chiamo arriva e fa, dai, facciamo un film di cazzo. No, questo è un problema. Questo è un problema. Questo è un problema. No. Questo è un problema. potrebbe fare chiamo Reeves. Allora, recuperiamo un pochino di energia. Questo non va giù. Questo proprio non ne vuole sapere assolutamente niente. Aspetta. Dov'è? Bastardo stava facendo il giro. Suca. Sì, ma è bella la... È questa la cosa bella dei fight. Salve. Ok, e lui è morto. Ok, fatto. Ragazzi. Oh no, ne è uscito un altro, fermi. Merda, questo c'ha pure lo scudo. Hanno variante in doppio io Vai. lo vedo da come mi passa questa parte di fatto che ci vede spiano. Cazzo. Ogni tanto va bene. No, il PG serio. Sì, tutto, prendi tutto. Che sta a fare tu qua? Ok, vabbè. Ragazzi, ancora, ma la quest è finita. Ragazzi. Ecco qua. A posto. Allora, torniamo da Marshall. E quindi ogni tanto si attivano queste piccole missioncine. Ci sono varie tipologie di missioni e tu comunque riesci a farmarti un pochino di materiale, un pochino di valuta quando ti serve. Allora, noi dobbiamo andare all'esecutivo centrale. Allora. No, però in realtà tu per la DC ce l'hai già. Chiaro. Perché c'è costa. Piano Reeves. In realtà. Che è successo? Primo posto. Sì, vabbè, ok. E non ci sta male. No, Posso però dire. nessuno conta più rispetto No. a ora, Forse ora si dovrebbe solamente buttare la cosa terra. Had to take a detour into the quarry. Allora, vediamo che ci dice adesso. Della DCU e fare Here. una cosa nuova, magari anche riprendendo il continuo We will start HRA production immediately. di Justice League, però fallo bene. I promised I'd tell you Ecco. about Dylan once you helped us. Noi ti abbiamo portato quello che volevi, adesso ci devi parlare di tuo fratello. Di nostro fratello. Hai trattato male te. Ha rebuttato tutto Your ormai. brother is here. Ecco. He was once known A as posto. Prime Candidate 6, codenamed P6. We brought him here after the ordinary event. He was groomed to be the future director. He had talents far beyond any other candidate in the program. Of course he did. We found you together. We share a bond. Are you with him now? So you kidnapped him. We took him in. Your parents vanished along with every other adult in Ordinary. Eventually, his power changed him. There were casualties. He wasn't fit to be the director. Did you know about this? Is this why you didn't bring me here sooner? Were you keeping me away? Where is Dylan? He's kept in the containment sector, in the Panopticon. My brother. I thought we were the same. What if we are? I'm going. Now. I expected as much.
I need to go check on something. Something I cannot let the Hiss find. It shouldn't take long, but you must watch the Bureau while I'm gone. And remember, Dylan is dangerous. Do not let him out, Director Faden. How do I make her stop calling me that? I'm not here for them. Ecco qua. Simple here. Allora, People took my brother, but they've accepted me without question. Are they my enemies or my friends? I need to see Dylan. I need to know. Tu Agatha non sei più. Ecco qua. I wish you could tell me what you know, explain things. Just stay with me, okay? I could use a friend right now. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, Christian, a questo punto la situazione è molto più chiara e hai avuto una risposta. Prego, hai qualche domanda? Vuoi dire qualcosa in particolare? Decisamente. Decisamente. Wonderful. Keep me updated. Quando lei e il fratello hanno attivato l'oggetto del potere, signorina, si mette davanti. Esatto, allora ci spostiamo noi. Va bene. Ciò che si è legato a noi, molto probabilmente è legato anche al nostro fratello. Più che altro sono curioso di vedere Dylan e capire perché è pericoloso. Loro hanno questa affinità con questa entità. È accaduto qualcosa di brutto mentre Dylan era rinchiuso in gabbia, a quanto pare, che dicono che sia pericoloso, e si trovava qui perché era un possibile candidato per prendere il posto come nuovo direttore. Quindi aveva dei poteri, aveva delle cose. Mo' tutto è così o in realtà lei non ci ha detto tutto? Perché poi noi a questo punto le uniche informazioni che abbiamo di Dylan sono queste che ci ha detto lei poco fa. Vai, Setti, dimmi. Allora, noi dobbiamo andare. Allora, vediamo se ricordo quanto tempo ci vuole. Che il Panopticon. Sì, dobbiamo andare. Dobbiamo assolutamente andare, aspetta. Allora. Come ci si andava però? Nella sezione di contenimento. Allora. No, comunque con Agatha sto aspettando un attimo che finivano, mi sembra ce ne stanno un altro paio. Che mi stava piacendo. Quindi ho detto a sto punto. Allora. Così sì. 100%. Perché se si basano sul fumetto. The containment sector, the Panopticon, is home to the altered items we find and contain. It is a maximum security prison. It's a vault for the most valuable treasures on Earth. It's a powder keg big enough to blow this world to dust. A temple, a place of worship filled with idols of angry gods. It's all of these, and none of them. It's something more profound. Quanto discorso? Unknowable. Setti, puoi usare la mia voce, le mie cose anche per 2 o 3 ore. Cioè, fai tutto quello che ti senti di fare. Massima fiducia in te. They're all powerful, dangerous. They press heavy on our minds because that's their nature. They've been altered because we can't stop thinking about them. We
put them on altars because they're used to being worshipped. This keeps them calm. We contain them, but they don't want to be controlled. We study them to discover what makes them tick. If this place were ever breached, it would be chaos of biblical proportions. Allora, questo ci dà una bella risposta, che ci ha detto di andare al Panopticon, però non c'era stato spiegato effettivamente che cosa fosse. Non ho perché devo usare una canzone per una cosa ed è importante che sia questa. Vai, vai, vai tranquillo, vai tranquillo. Fai tutto tranquillamente. Ah, addirittura. Sì, vabbè, può fare quello che vuole, No, Setti. no, dico... Ma proprio tranquillamente. Ma Allora, Cree, e anche per chi si sta seguendo la live, magari un po' lunghe. nel Panopticon è proprio la, diciamo, la prigione di massima sicurezza dove ci sono gli oggetti del potere, quelli più la merda, che noi ne abbiamo trovati finora in giro, però abbiamo trovato il carosello e abbiamo trovato la lastra delle la macchina per le radiografie e avevano poteri e cose che avevano tale potenza venivano lasciate così un attimino in giro per tenere rinchiuse certe cose qui dentro utilizzando il massimo della sicurezza possibile. E qua stiamo andando proprio nel posto più merda che si potesse pensare di andare. Noi non siamo allenati contro cose del genere. Ricordiamoci sempre che noi siamo entrati in un palazzo perché stiamo cercando nostro fratello, punto. Secondo me loro stanno nascondendo qualcosa a Jesse di cui Dylan ne ha conoscenza e che per affrontare la cosa è diventato molto forte tanto da alterare i suoi poteri. Per questo è stato rinchiuso. Ok, mi sembra un ottimo punto di vista. Dice giustamente con quello che proprio fa, con i poteri, per come è andato un attimino la situazione. Dylan, metti un attimo fermo perché... Però l'ha detto mentre ce l'ha fatto vedere. Forse le cose non sono come sembrano. Cazzo, è nostro fratello. Non può mai essere. No. Fate l'assalto, dai. Dai, ragazzi, dai. Allora. Boccione. Non ha fatto effetto, questo sì. Oh, cazzo grosso. E questo comunque pure a livello di gameplay ci sta dimostrando quanto stiamo comunque diventando potenti, anche perché questa tipologia di nemici che abbiamo affrontato adesso sono della stessa classe di cui abbiamo affrontato il primo boss. Solo che lui, Salvatore, era giustificato anche di trama come primo nemico grosso per mostrarti di che cosa poteva essere capace di metterti davanti Liss. E noi adesso ne stiamo affrontando anche due alla volta così con tranquillità. Quindi questi poteri, ciò che gli oggetti del potere ti danno, è... Allora, qui dentro c'è qualcosa. Allora, di là non c'era niente. No, aspetta, fammi dare un'occhiata. Poi la cosa bella è che comunque tutto si rigenera col tempo, quindi noi possiamo rompere tutto. Io alcune volte venivo in giro per cercare qualche oggetto, qualcosa, mi mettevo a rompere tutto così. Allora, qui c'è un nastro.
This week, any documents that suddenly appear pink, light red, or any shade in between must be incinerated immediately. Failure to do so will result in termination and possible bodily harm. Thank you for your attention. Allora, ecco, questa è una cosa dei giochi Remedy che mi è sempre piaciuta. Senti, tu fai tutto per il meglio, non ti preoccupare. Ma tu immagina pure il mood, Christian, questa è la cosa che mi piace tanto di sti giochi. Cioè, ti mette nella sensazione che tu effettivamente, io la domanda a volte me la sono chiesta, ma lavorare in un ufficio del genere, cioè, come fai? Cioè, hai sentito l'annuncio adesso? Se mentre state lavorando un foglio vi diventa rosa, buttatelo perché può succedere qualcosa di brutto. Quindi tu immagina stare qua 8 ore al giorno, stai a fa un tipico lavoro di ufficio e all'improvviso ti trovi sto foglio rosa davanti e sei, ecco, sto per morire. Cioè, Christian, non è una cosa normale. Vai in bagno, devi tornare nel tuo ufficio per terminare una cosa urgente, cambia la struttura, tu ti perdi, non sai dove devi andare. Cioè, allora, giustamente, Liz sta cercando di entrare là dentro e di utilizzare ciò che c'è. Vai. Wow, troppi. Aglia. Cazzarola. No. Finiti? Ok. Trova Dylan. Allora. Questi sono tutti punti di osservazione, tutti avvenimenti che stanno accadendo in giro. Non ci sono documenti qua, mi sembra. Qui non c'è niente. Niente neanche di qua. Allora, di qua è chiuso. Oh, salve. Oh, non muore, niente.
Va bene, tanto qua c'ho un attimino gente che mi tiene occupato, vai tranquillo. Aspetto te per andare avanti. Allora. Finiti tutti? No. Allora, cecchino là sopra. Ok, allora. Facciamo così, facciamo così. Ci mettiamo questo. Ok. Lancio che costa meno e costo energia evasione. Ok. Allora, questi iniziano a sparire. Facciamo sparire anche questi qua. E poi facciamo, allora, queste sono nuove, non le possiamo ancora fare. Ci manca ancora memoria della casa. Ok, quindi qua è ancora inutile utilizzarlo. Abilità. Energia. Ok. Allora, dobbiamo controllare la zona di qua. Ok, Chris, è arrivato giusto giusto. C'è qualcuno? C'è qualcuno e intanto... Un attimo, Jesse. Allora. Oh, c'è qualcuno. I'm here. What happened to you? I got in a little scrap. Name's Horowitz. Is he gonna be okay? Don't look at me like that. I'm fine. But Wells is still in there. You gotta get him out. Who's Wells? My squad mate. We were hunting a runaway altered item. We followed it down into the clocks. The clocks. A threshold. The Bureau sealed it up years back because of all the clocks. We followed the altered item inside, but the way it was acting, we weren't ready. Me and Wells were the only ones to make it to the motel court. He was right behind me, but he never showed up on this side. I'll go find him. But first, you need to get to a medic. Wells is the medic. Please, you gotta get him out of there. I'll be fine, really. Roop can patch me up later. Fine. But I'll be back for you. I damn well hope so. Just use the motel cord there. It should get you into the clocks. Sorry, the threshold. Allora. Va bene. E abbiamo trovato un'amorevole persona. E c'è un oggetto del potere che se ne sta andando in giro così per la struttura. Va bene. Che fai? Non ti fermi a dargli un attimo una mano, Cri? 1, 2, 3. Allora. Ok, qui c'è un orologio. Allora, dobbiamo mettere allo stesso orario, mi sembra. Allora, non mi ricordavo che c'era questo enigma.
No, non si muove più. Ok. Devo ripremere qui. Ok, comunque si ferma. Allora. Ok. Ok, questo ha suonato. Forse va fatto in tutte e tre le stanze. Questo non mi ricordavo proprio che ci fosse. E facciamo l'ultimo. Cioè, noi stavamo sterminando delle persone possedute fino a qualche minuto fa, eh. Allora. Un attimo che dobbiamo uscire da qua dentro. Ah, sbagliato. Allora, quindi solo il terzo. Tre. C'è pure un'altra porta. No, questo qua dice che è fatto bene. Ah, sì, aspetta. Era quello là centrale. Questo l'abbiamo fatto bene e a sto punto controlliamo. Non ce lo fa riutilizzare. Ok. E abbiamo la chiave. La porta con un triangolo nero. 1, 2, 3. This Wells guy can't be far. Gordon Beck, Simoniano, Sanchez, nome maschio e femmina e Sanchez. Ci sono un bel po' di orologi. Must be the clocks he was talking about. Quindi cosa sarà? Un orologio che si moltiplica da solo? Vedo che ce ne sono tante copie. Sono anche brutte persone, però. Ok. Allora. E almeno ci siamo trovati una via per poter tornare indietro. Quindi a questo punto noi ci rimettiamo. Trova Dylan. E ce ne andiamo di qua. Quindi abbiamo una quest da completare. Però noi dobbiamo vedere com'è sta struttura prima di andarci. Allora, era per di qua? No. L'opposto. Allora.
Sala della memoria. Nel muro dell'onore. Ci sarà qualche nome qui in mezzo. Alan Wake. No. 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 No, Christian, mi dispiace. No. So che lo vorresti, ma no. Allora. No. 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 Magari un giorno, chi lo sa. Perché no? Allora. È un universo condiviso, oramai l'abbiamo approvato. Quindi, quel punto succederà. Quindi tu lo sai. Non è uno spoiler. Però, cioè, potrebbe essere tra un secondo, potrebbe essere tra 5 minuti, potrebbe essere... Giriamo sto vicolo. Alan, olio, no, niente, no, niente. Alla medica. Allora, quindi di là non possiamo passare. Ragazzi, state iniziando ad essere un pochino più duretti, eh? Ci piace questa cosa, ma non adesso. Ok, a posto così. Scheda di livello 6 e non ce l'abbiamo ancora. Quindi abbiamo 2 porte adesso con un'apertura di livello 6. Allora. Efficienza, velocità di raggruppamento. Va tutto bene. Allora, di qua non sembra volerci fare andare. No, è proprio di là che dobbiamo andare. Che cazzo sto dicendo? Allora. Tessera di livello 6 non ce l'abbiamo. Ok. Già questa è una cosa nuova. Finora non abbiamo incontrato sta roba in giro e la situazione qua non mi sembra delle migliori. Ci sono dei funghi. Qui secondo me qualcuno ha lasciato qualcosa nel frigorifero che è scaduto. Questi? Ok, quindi ci sono anche uomini fungo in giro? Aggiungiamo questo all'elenco dei problemi che già abbiamo. Ne sono anche un bel po'. La prima volta in questa stanza sto giochetto mi fece perdere un bel po' di tempo. Anche perché faceva un po' anche effettivamente cagare in mano il tutto. No, 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 fermi, fermi. Allora. Siete anche un bel po', eh. Allora. Salve. P6 is what the Bureau calls Dylan. His cell's been breached. Has the Hiss found him? Are you there with him? Can you protect him? Christian, la cella di Dylan è aperta. Dylan non è nella sua gabbia, non è più rinchiuso. Allora, ci aveva detto
la responsabile che Dylan lo tenevano rinchiuso Sì, nella gabbia. nel carcere, nella gabbia, perché era molto pericoloso. Certo, sì, mi trovo con te. Molto No, eccessivamente non c'è più. pericoloso. No, è aperto. È tutto aperto. Sì, Christian. Questo è Sì, un problema, quindi. sì. Allora, se... Ecco, Ho fatto un attimo, ok. sì. Ho letto Luthor, vero Moe? Ok. Allora, siamo di nuovo qua. Allora, qual è l'enigma stavolta? Va bene. Va bene. A chi non è mai capitato di entrare in una stanza d'albergo e trovarsi tutto sottosopra? Va bene. Qua non c'è niente. Facciamo anche finta che non abbiamo sentito le urla che c'erano dietro. Quindi abbiamo girato qualcosa. Chi lo sa, magari forse abbiamo girato il senso della prima camera. Oh! E sono apparse le chiavi. A posto. Scappa immediatamente da qui che potrebbe finire male. Ricordiamo sempre la porta con la spirale. Io questa porta già l'ho vista, già Marco da qualche Sì? parte. No, io non... Cioè, questa porta a No, me non mi la ricorda conosco. qualcosa. Ah, mannaggia. è la porta di Knull della Marvel, È No, il simbolo di capì. questo. Ah, no? Qua stanno vedendo la serie di Uzumaki in No, streaming. ma è anche quello, certo, anche quello. Sì. No, forse aspetta. No, però a me mi ricorda qualcosa. Va bene, va bene, va bene. Forse un giorno ci ricorderemo. Non so. Forse un giorno. Allora. 2. E bla. Io più che direi che dire trova Dylan. Dylan a noi già ci ha trovato. I've wondered about him. What kind of man he'd grow up to be. Were things as hard for him as... Scusa, Renzo. Ma adesso La cella era fatta ci di saranno altre nero. puntate per queste risposte, non adesso. Allora, prestiamo un attimo attenzione perché mo questo chi è? Tu chi sei? Tu chi sei? Allora, salve. Is there something I can help you with? I'm Jessie, the new director. I need to get inside. New director? Right. Well, okay. Hello, I'm Frederick Langston, the Panopticon supervisor. It's not the best time for a tour. We have hiss everywhere, numerous cell breaches, and system. Ah, numerose celle sono You're the aperte. director, so here we go. Altri oggetti del potere, altre cose, sì. French, the Panopticon is our state-of-the-art repository for all altered items. don't have time for objects, this. Power and I was told Dylan Faden was kept here. Can you help me find him? Faden. Sure. Darling wanted him somewhere secure and isolated away from people. He's in the maximum security. Quindi lui stava in una cella di massima sicurezza e adesso non c'è più. An object of power loose in there. It's wrecking the place. The Benikoff TV. It's Ok, a real doozy. c'è una TV che sta distruggendo tutto. Benissimo, bene. It's a Category 5 OOP we're talking about, and if we don't contain it soon, it will tear the Panopticon apart. And we don't want all those altered items getting loose, ma'am. No, trust me. Dylan's in there. Open the door, Langston. I'll handle it. If you say so. I usually tell first-timers not to touch anything, so, just do that. Here, I'll get the door for you. Allora, And please, ma'am, call me Fred. allora, Thanks, Langston. allora, vediamo se c'è qualche documento da leggere in giro. C'è un documento. Procedure per il collegamento. Allora, aspetta un attimo, c'è qualcosa... Un attimo, leggiamo, scusa, leggiamo. Allora, Thermos o Dear Diner. Non è richiesta alcuna procedura particolare. Si sospetta uno stato alterato, ma è tuttora in fase di verifica. No, non è vero. Un termos per caffè blu con un tappo di plastica e col logo O Dear Diner, rinvenuto a Bright Falls, Washington. È possibile utilizzare il tappo
come tazza. L'oggetto reagisce alla formula I16. Tuttavia non sono stati notati effetti alterati distintivi oltre a quello di riuscire a mantenere i liquidi caldi per un tempo incredibilmente lungo. Inoltre è possibile notare che il caffè conservato nel thermos è sempre forte e tonificante, indipendentemente dalla qualità del caffè. Contesto. Il thermos è stato scoperto sulle rive del lago Cauldron, fuori da Bright Falls. Entrambi i luoghi sono riconosciuti come siti EMA. Per ulteriori informazioni consultare il file sul caso Bright Falls. Stando alle testimonianze, Alan Wake, per ulteriori informazioni consultare il file sul caso relativo al programma dei candidati primari, scomparso poco prima della scoperta del thermos, è stato visto raccogliere thermos simili per... Allora, io sto momento non me lo dimenticherò mai. Io comprai Control perché mi fidavo di Remedy per i titoli che faceva. Erano passati 13 anni da Alan Wake, quindi io non avevo notizie, l'avevo dato per morto, sa? Ci ho giocato, chissà mai se uscirà qualcosa, chissà se mai continuerà la storia. Ogni tanto ci pensavo, ogni tanto ci giocavo sull'Xbox, così, sa? Quel giorno io qui stavo per staccare. Perché non mi ricordo che dovevo fare all'epoca. Devo andare. Io entro qua, parlo con lui. Sa, pure stanco, dovevo andare a dormire forse. Sì, era proprio... Devo chiudere, devo andare. Ora, da quel devo chiudere, devo andare dall'apertura di questo documento, passarono circa 4 ore. Perché tu, dopo 13 anni di totale silenzio, mi metti questo davanti, ho detto, ecco, aspetta, fermi. Io vidi prima il thermos e dissi aspetta un attimo. Io lo conosco. Ne abbiamo raccolti 280.000. Poi tu leggi, dici aspetta. Non mi ricordo. Questo quando è uscito Control? 2000? No. No, non mi ricordo proprio la data. Io lo giocai al day one, che l'ho presi su Epic al day one. Facciamo 2000... No, 2019 secondo me è troppo... Allora, Christian, prego. Penso che sia morto, Christian. Io per questo ho fatto la live lunga stasera, perché noi dovevamo arrivare qua, Christian. Christian, dovevamo arrivare qua stasera. Christian, quindi cosa vogliamo dire adesso? Vogliamo dire che il Bureau è a conoscenza di tutto, tra virgolette, di quello che è successo a Bright Falls? E Alan Wake è segnato nel programma dei candidati primari, quindi Alan Wake poteva prendere, c'era la possibilità che poteva diventare il direttore del Bureau. Christian, a posto, collegato, fatto il primo collegamento, a posto. Ci troviamo? Quindi all'FBC non devi spiegare che cosa è accaduto o che cosa sta accadendo a Bright Falls riguardo Alan Wake. Già lo sanno. Già tutto a posto. È un ufficio governativo che si occupa di quello. Vabbè, a me quello che a te ti è parso normale, tra virgolette, quello che abbiamo visto in Alan Wake? Non credo. Moglie, andiamo in vacanza e poi tutto quello che succede. Da quel giorno 13 anni. Da quel giorno 13 anni. E abbiamo visto nel DLC American Nightmare questi 13 anni Alan Wake come li ha passati. Alan Wake ha passato gli ultimi 13 anni in quel loop, sempre rivivendo quelle scene e anche altri momenti. «13 anni passano così e all'improvviso arrivi qui, Christian. Quindi ok, ora la domanda dovrebbe essere la seguente. Visto che noi ci troviamo in un ufficio che studiano questi avvenimenti,
queste situazioni, cosa ne sanno loro di ciò che sta accadendo a Bright Falls? Ti trovi fino a qui? Quindi vedi, tutto ha un senso logico. Sanctioned leisure activities will be relieved of duty pending review, sir. Allora, entrando in contatto con il Thermos, oggetto con effetto alterato, ha iniziato a vedere cose? No. No. Allora, tu apri la porta. Is the TV back in its box yet? No rush or anything, it's just, an ongoing concern. Allora, questi qua ce li sentiamo la prossima volta. I'll be here, like always. Eccolo qua. Allora, Dylan's close. But that object of power might wreck this place before I find him. Dylan era in una cella di massima sicurezza. Lascio sta Dylan. Lascialo stare. Però Bright Falls fu un sito del Bureau. Allora, quello che ci dice qua al momento è soltanto che il Bureau sapeva della situazione di Bright Falls. Ecco, se avessero fatto qualcosa, messo qualche struttura, fatto qualsiasi cosa, quella è una cosa che non possiamo sapere adesso, però sappiamo che loro sanno. Ecco qua, sono riuscito a rispedirgli il missile contro. Ok. Allora. Ora queste sono tutte celle di contenimento, quindi ci può essere qualunque cosa dietro. Allora. Ok. C'è un ventilatore. No. C'è un ventilatore. È un ventilatore killer. È lui. Sì. Il leggendario assassino. Sì. Passa pure qua. Io lo terrei un attimino lontano. Allora, c'è un martello. Tra l'altro da giudice. C'è un martello. Quello là in legno. Un po' grosso. Un po' grandicello, sì. Va bene. Quindi, vabbè, un martello. C'è un martello. Una mazzetta. Una mazzetta. Una mazzetta. Allora. Quasi una mazzetta. Vedi, addirittura P6 aveva un piano solo per lui. P6, lo zio. P6, capito? È un attimo... Pisello. Allora, unità, oggetti alterati. Wrong with the Bureau's plan to make Dylan the next director. Marshall made it Allora. seem like it was all Dylan's fault, but how much of it was what the Bureau did to him? I don't think she's telling me everything. Sono tante celle, sono tanti corridoi. Christian, secondo te ti faccio una domanda. Avendo trovato quel documento entrando qua dentro, secondo te io non mi sono fatto tutti i corridoi e mi sono visto ogni singolo centimetro di sto posto sperando di trovare qualcos'altro? Perché ho detto ok, mi hai dato il content, va bene, ancora, dimmi altro per piacere. Non riesco ancora a... Dopo diversi mesi ho capito a cosa sono serviti i Thermos raccolti in Alan Wake 1. Allora, qui non c'è niente. Noi coi Thermos che cosa facevamo in Alan Wake 1? Non ho capito la domanda, aspetta. Allora. C'è un frigorifero. Il frigorifero di Alan Wake. No. Così facevo. Ogni cosa dicevo, questo è di Alan Wake. Damn. Devi stare lì e fissarlo. Questo è il suo potere. I'll come back, I
promise. Se non lo guardi, morto. È un English. Devi stare là tutto il tempo. Allora. Allora sì, lo devi aiutare. Sì, Poverino, aiuta. il problema è che, signore, io non posso entrare qua dentro. Signore, io la vorrei anche aiutare. E c'è un documento. E io in questo momento pensavo là dentro c'è un documento di Alan Wake. Fammi entrare qua dentro. Fammi entrare qua dentro. Allora, mi scusi, la porta è chiusa? No, ok. Vediamo forse neanche di qua. Noi stavamo venendo da qui, però di qua c'è una cassa. Allora. No, dico, ti ricordi noi i Thermos? Li trovavamo comunque sempre in giro in zone un pochino particolari. C'è anche il riferimento di trama quando nel documento dice fonti hanno visto Alan che andava in giro a destra e a sinistra prendendoli. Ok, qua niente. Ah, stronzo. Allora. Oh, 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 oh. Maledizione remota. Allora. Passaggio alterato. C'è qualcosa qua dentro, sì. It's the object of power. I need to cleanse it. Eccolo qua. Però non ho ancora capito perché questa attrazione. E se... arriverà anche quella risposta. Bravo che ti sei fatto già la domanda successiva. Arriverà. Allora, intanto qua la TV è un problema. Questa addirittura cambia la realtà a suo piacimento. Questo è molto potente. Oh, merci. La TV mi ricorda Alan Wake. Potrebbe essere un caso, potrebbe significare qualcosa. Intanto dobbiamo cercare un attimino di purificarla perché non... no. È un problema. Anche la boss fight qui è un problema, effettivamente. È tornato Salvador. Allora. Salvador. Salvador, vieni qua. Salvador. Salvador, fermati. Ragazzi, un po' troppo aggressivi però, eh. Porca la miseria. Allora. Cazzo, la vedo sempre. Però non c'è niente proprio. È vero, solo Da lì. Ah, cazzo, non ho purificato l'altro punto allora.
Ascensore di qua. Allora, c'ho qualcosa. C'ho questa a livello 4. Allora, questo qua. Ok. Allora, Night Spring abbiamo visto come comunque sia importante per Alan Wake, anche perché comunque lui nel suo loop in American Nightmare ripeteva alcuni degli episodi che lui aveva scritto per quella serie. Allora, facciamo questo perché sennò poi ci ricarica sempre lì. Allora, abilità 0. Uscite addirittura altre armi. Questo ancora non si può fare. Allora, ah, aspetta, dammi una mano tu, giustamente. Aglia, ragazzi. Occhio, non mi tradire proprio adesso. No, tirano proprio le ceppole. Sì. No, Salvador. No, non l'ho fatta prima. Che non me la ricordavo così cattiva. Io sto giocando. Bolla. No, cazzo. Ma ha preso proprio nello spazio tra i due. Che ha crackerato proprio pesante. Allora. No. La prima volta la accetto, la seconda posso capirla. La terza? No, la terza no. Ora parlo io. No. Io ho 2 supercar. Ma Vabbè. non le volevo. Vabbè. Vabbè. E quando tu sei contento di sta cosa. Vabbè. Bellissimo Arturo, fa proprio pure, fa. Bellissimo. Allora. Bello che schivate la Jedi che fa. Sì, tra un passaggio e l'altro, capito? Jedi è un... Jesse è un Jedi. Meglio di Jedi. Ci vuole essere tantissimo. Però no. Non essere troppo malvagio. È comunque un pecorone. Vedi? No, beh. Si rispetta. Allora, non mettiamo la pecoraggine davanti a tutte le donne, a certe cose. perché Che la non festa c'entra. della donna Ok. non è solo l'8 marzo. è Questo tutti i giorni. questo a prescindere. Ragazzi, non abbiamo neanche iniziato. Mi fate capire io dove sono, che sta succedendo. Ti hanno fatto il divano di pelle nera, allora ti hanno fatto il casting. Ma pure la prima volta arrivata a sto fight non riuscì a... Hanno fatto il casting. Hanno fatto proprio il casting, cazzo. Va bene.
Guarda un attimo. Cazzati neri. Vabbè che dovrei effettivamente fare un po' di potenziamenti e quant'altro. Però adesso a fase si può fare. E a girare sempre Allora, no ragazzi, 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 ragazzi. Dai. Dai che ci abbiamo già la televisione di là che c'ha problemi. perché lo fare. Dai, io dovevo testarla su qualcuno. Così a caso. Allora. Dammi una mano. Suca. No. Aglia, aglia, non fare il cattivo. Puttana. Vai, recupera. Problema, problema, problema. Bobo, 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 bobo. That thing with Salvador's head of security has teamed in stand a chance against the Hiss. Allora, signorina TV. The TV. Another object. Attenda un attimo. Un po' di premi. Inserto sull'ancora. Sei stato tu? No. Va bene. Ah, Cristian. È entrato proprio. Oh, è stata bella, bella piena, però ecco. Cristian ha riscattato tutti tranquilli. Ancora di Ocelot. L'equipaggio della White Ocelot è incappata per la prima volta in uno strano fenomeno sferico mentre pescava da qualche parte. Stava pescando. Alcuni testimoni l'hanno descritto come una sfera nera che emanava una debole luce. Ha iniziato a volteggiare appena sopra la prua della nave. L'equipaggio Non si può sapere. lanciando un secchio di latta che è scomparso nella sfera. Subito dopo la nave ha iniziato a perdere la propria integrità strutturale.
Il metallo dello scafo si è arrugginito, sbriciolandosi in pochi minuti. Mentre l'imbarcazione affondava, la sfera si abbassava fino a entrare in acqua. Un peschereccio di passaggio, ha salvato i 4 membri dell'equipaggio sopravvissuti. Gli agenti sono stati inviati alle ultime coordinate note della White Ocelot e hanno dato inizio alle operazioni di immersione. Hanno trovato la sfera sul fondale. La nave era stata interamente distrutta, tranne l'ancora. Mentre gli agenti sollevavano l'ancora dal fondale, hanno notato che la sfera si muoveva all'unisono con essa, bloccandosi e muovendosi come una cosa sola. Si è preferito evitare qualsiasi contatto con la sfera, ma maneggiare l'ancora non ha causato nessun problema. L'oggetto è stato trasportato al porto statunitense di... Una volta arrivato a New York, è stato portato all'agenzia attraverso il... Sembra di leggere una sceneggiatura di Nomura. Prendi parti a caso, traccia linee nere, non dovete sapere niente. Ah, ok, va No. bene, va bene. Oh, Pierluigi, buonasera. Bonsoir, Pierluigi. Bonsoir. Allora, sì, guarda, sto gioco è bello anche per questo, per lui c'è un po' di tutto. Sono pure le TV possedute che ci danno nuovi poteri a sto punto. Ecco, usa la TV. Levita. Supereroe sopra l'ostacolo. Allora, in che senso? Usa la levitazione. Ecco qua. Possiamo saltare più in alto e levitare a mezz'aria. E questo cambia completamente il gameplay. Allora. Sì. D'altronde ci sono le foto di Sam Lake con Kojima, quindi ora La sfera è romanzo di Michael Crichton. Al romanzo di Michael Crichton. Aglia. Allora, Evviva il Dulcolax. Non lo sento per caso, conosci lo zitto? no, no. Il Duce invece no, noi Quello sì, l'ho studiato a scuola. Ah, pensavo di persona. No, non c'era, non era... No. E quindi adesso abbiamo un po' di potere. Allora. Okay, dealt with the TV. Now I can find Dylan. Questa sta ancora cercando Allora. il mutante di livello Omega in tutto ciò. Ma giustamente è suo Ho fratello. capito, ma il livello Omega. Allora. Quindi noi adesso abbiamo una bella mobilità. Allora, tu sei lo stronzo della compagnia e questo l'abbiamo capito. Oh, tutti li hai evitati, tutti. Questo è il McFarlane. Lui è proprio il McFarlane, sì. E vaffanculo. Tra virgolette dei regali di Natale. Ah.
Vabbè. I soliti pacchetti che fanno le case di cosmetica per Sì. farti comprare i prodotti. Ovviamente sono mezza inculata perché tu paghi tutto questo pacchetto natalizio che ti dà la crema, la lozione e quello che è. Allora. Quando alla fine quella che costa di più è quel prodotto singolo, tipo la crema che sta solo chilo di 120 euro. Mm. Allora c'era questo pacchetto con la crema alla lozione e la candela. La La candela. candela che era, io ve lo giuro, io era Ud Fig. Io mi sono girato e te ho fatto. Ma esatto. Io però là in quel momento ho detto. Mica! Odore di fighi! Si girava quello, odore di figa! Allora, la mia Allora. è più piccola di Enzo. Anzi no, in realtà fa quella. No, bella. No, aspetta, aspetta, mo non è il momento, mo aspetta. No, aspetta. Ma da qua non ci sembra. Allora, quindi noi adesso possiamo andare un bel po' in giro. Allora, qua dentro non c'è niente. Allora, Christian, tu prega che il mio cervello funzioni bene. Che non ricordo dove dobbiamo andare. Allora, aspetta, no. Mm. Firebreak. Il titolo nuovo, quello che è stato annunciato. Così si chiama, FBC Firebreak. Ah, giusto, è vero. Che ho fatto questa cosa brutta? Ricordiamo insieme con quegli agenti del bureau che sono dei dei praticamente, Sì. ma non si sa dove sono, quando servono. Allora. Sì. No. Ok. E esce anche sul Game Pass. Sembra divertente in realtà, da giocare insieme secondo me è simpatico. Allora, saliamo di qua. Noi dobbiamo andare comunque al quarto piano. Allora. Quindi siete tre agenti di qua e dovete andare a fare un massacro perché dovete pulire. Allora, fermi tutti. Game Pass. No. Non è divertente. Allora. Che se non mi sbaglio, in una delle celle c'era comunque un potenziamento che si riusciva a prendere prima, sbloccando l'abilità. Ci renderà il gioco un pochino più tranquillo, anche perché io già l'ho finito, quindi così ci possiamo portare avanti la trama per bene. Allora, qui ci sono altre cose. C'è una tavola da surf. Allora. Allora, c'era un'altra stanza qui sotto. Sì. No, allora.
Io non mi ricordo il piano. Vabbè, io continuo a salire su. Se lo troviamo. Ok, ci ho ripreso un attimino mano con i controlli. Aspetta, fosse che fosse. Ancora che il collapse sotto è morta. E io rispetto al Ecco qua. Questa era la cella di nostro fratello. Sempre Che quello cos'è che è là? vaso, giusto? Stiamo parlando. Che cos'è là? Quel che è spawnato, la cella di massima sicurezza e se n'è andato. Dylan. So close. Allora, il fratello era qua vicino. Allora. Ma il piano per lui Non ho il potenziamento, che se lo prendiamo mo, che poi ti lascio immaginare, vedi tutti questi spazi, io li andai a controllare tutti. Tu hai capito fin dove possiamo salire qui? Tu hai capito quanta zona c'è? E allora uno si mette, cerca e trova cose. E trovai sta cassa, che era una cassa segreta con un potenziamento. Preso quello, siamo a posto. Così riusciamo a giocare pure un pochino più tranquillamente. Allora. La stanza di P6 può aspettare, anche perché va bene. Un dispenser per l'acqua. Va bene. Va bene. Allora, fammi vedere col telefono. Volevo far bella figura ricordandomelo, ma faccio prima vedere qui. Allora, mi basta solo capire un attimino il piano. Allora. Uh, allora. Serve solo capire il piano. Allora. Ok. Ma stesso giro che sto facendo io. Mm. Vabbè, alla fine ho trovato il video di uno che dice che c'è sta cosa, ma sta facendo lo stesso giro che sto facendo io. Questo è un bluff. Qual è stato il problema oggi? Perdonami. C'è un piano preciso. Dove devi andare? Sì, è in una di queste cose qua. Allora.
Poi se non mi sbaglio si poteva continuare a salire o questo era l'ultimo. Non lo vedo zitto. Forte Jesse, o Rita devi montare al cibo. Oh, luogo nascosto scoperto. Ok, che culo. Luogo nascosto. È un luogo nascosto. No, perché che cosa c'è in questo luogo nascosto? Luogo nascosto. Allora, chissà che cosa c'è. Chi lo sa. Scopriamolo. Allora. Qui non c'è niente. C'è qualcosa là. I used to know where fiction ends and reality begins. Here, they're all the same. It's a hideous trap my every thought made real. Fear, desire. How can I ever know for sure I've escaped and not just lost in my own fantasy of it? That thought alone can drive you insane. Cristiano mo ha preso il muro, si è un attimo messo proprio lì, bello, in posizione e sta facendo... Wow, ecco. Wow. Ecco. Ok, piano segreto. Allora, Cristiano, innanzitutto c'era un documento a terra. C'era proprio un documento, sì. Allora, qual era mo? Aspetta un attimo. Questo qua. Pagina dattilografata. Una lettera di dimensioni standard dattilografata che presenta alcuni piccoli danni causati dall'acqua. La pagina è stata riempita di testo, ma a parte le prime 7 righe, il resto della pagina è stata scarabocchiata in modo violento. È possibile leggere solo poche singole parole e frasi. La pagina emette un lieve bagliore quando è al buio. Leggere il testo dà una sensazione di distacco dalla realtà, come se ci si stesse assistendo alla scrittura del testo mentre viene letto e la realtà venisse per riflettere le parole scritte sulla pagina. Questa sensazione aumenta se il testo è... Le analisi forensi e linguistiche hanno confermato che il testo è stato scritto da Alan Wake con la stessa macchina da scrivere rinvenuta a Bright Falls nel 2010. Per ulteriori informazioni, consultare il file sull'evento di Bright Falls. Quindi, non solo il Federal Bureau of Control ha i thermos. Certo. Quindi tu dici, vabbè, può sapere almeno qualche uno cosa, può sapere qualche cosa, può sapere qualche cosa. La macchina da scrivere. C'hanno la macchina da scrivere e la pagina. Sì. Ed è un documento del 2019. Quindi... Bene. Sì, dobbiamo mettere pure noi la censura su alcune cose, Cristiano, perché poi rivedendo le cose in questo... Ok. Possiamo andare avanti, benissimo. Allora, eccolo qua, c'è il thermos. Eccolo qua, c'è il thermos. A posto. È proprio qui. Questo è proprio il settore Alan Wake e affini. Sì. Allora. Bravo. Sì, tipo Scooby-Doo. Qua c'è una pagina. Per fortuna che ci sei andato. Cristian, io qua dovevo venire. Qua dovevamo finire la live di stasera e ce l'ho fatta. Quindi qui dietro ci potrebbe essere comunque altra roba dietro. Ho perso un po' di tempo perché non ricordavo il piano. Allora, anche perché addirittura io sto posto non lo scoprì subito. Perché capitò che quando c'era Control, comunque io già utilizzavo internet in un certo modo. Io ho preso Control, iniziato, finito. Appena finì sta parte e non l'avevo esaminata tutto e che volevo andare avanti, mi capitò, non ricordo dove, lessi un articolo, le prime parole. Control, Alan Wake, easter egg.
La mia domanda fu dove? Dove? In che senso? Lì dentro. Risposta mia, casella per casella. Tutti, tutti. Arrivi là e ti trovi Alan Wake davanti dopo 13 anni, perché io a quell'omino lì non lo vedevo da 13 anni. Cioè, non è che era passato qualche mese. Non è che era passato qualche settimana, erano passati 13 anni, Christian. Però, Però, tornato. però lui è più forte che mai, diremmo pure a sto punto. Tornato con una nuova esperienza ormai completa. Quindi per Allora, Shenmue, completa, aspetta. completa per quello che doveva Ah, essere ok, il titolo, aspetta. ovviamente. È completa, no, Fugashi, no. Però, ora è completo, non deve uscire più niente. Teoricamente. Guarda, Dici cacciano... no, dicendotela pure in napoletano, to. No. Noi a Napoli diciamo Ciendan. Sempre. Difficilmente lo diremmo per quanto riguarda un'azienda videoludica proprio in questo esatto periodo storico. Però Remedy, Pcient Title. Ah, pensavo Ubisoft. No, per piacere, per No, piacere. tanto ti fa comunque. Allora, c'è un mappamondo. Ok. Ci sono gli archivi che si sono aperti. Sì, ma sono gli archivi del Duca. No, Gli archivi del Re. no, Non posso finire. no. Si potrebbe in realtà, Twitch non lo vieta. Ma noi siamo gente per bene. Watch your step. Fatta accorto. Tradotto proprio. Ma qua dentro devi stare attento a tutto. Cioè, No. capì? Gli amici del Duce. No. Gravissimo. Che sta succedendo? Adesso sto iniziando Oh, a no. collegare Alan Control. Con Ecco. Control. Allora, Christian, ti rifaccio la domanda che ti feci all'inizio di Control. So che non sembrerà centrarci una beniamata mazza all'inizio. Però vedi come tutto fila nel modo giusto e corretto? Giustamente la prima parte del gioco è stata utilizzata per introdurti al concetto più che altro di paranormale nel mondo comune, che diciamo è il mood di un tipico ufficio, però mentre qua in un ufficio qualunque c'è il problema della pratica, il Certo, problema la manca il macchinetta team, del caffè la non macchinetta del funziona. caffè, c'è il Qua la problema. macchinetta del caffè ti ammazza. Qua il problema, ma come il documento di l'audio di prima, tu lavori, ti trovi un foglio rosa davanti, sei morto. Cioè, non mi sembra neanche il caso. Non capisci. Quindi quel concetto là viene assimilato, viene capito e Remedy, entrando, direi, di contropiede, dopo quello che non pensavo sarebbe stato possibile dopo 13 anni, Giustamente, uno ci mette io le ho strade. detto I want to believe, ci voglio credere, I ci want voglio, you. ci voglio perché poi nei 13 anni passati, Christian, ma che ti devo dire i rumor? Esce Alan Wake 2? No, non è vero, non esce. E ogni volta ci rimaniamo male. È uscito il rumor che mio cugino cos'è? Niente. 13 anni, niente. Arrivati qui, Remedy davvero mi ha fatto pensare. Aspetta. Fa che forse si sono ricordati dalla Wake, perché uno a un certo punto dice scusate, io vi voglio dare il soldo, me lo voglio dare. Posava, pecunia. Però datemi Alan Wake 2 e io vi do il soldo. Niente. Niente. Quindi mo da qua ci si può aspettare di più, ci si può aspettare qualunque cosa, chi lo sa. Christian, l'abbiamo fatta lunghissima stasera, Ah, però era ti ho bella. dato proprio a... To. Penso che dobbiamo solo staccare e riflettere su tutto quello che è accaduto in questa puntata stasera. Poi lo continuiamo e chi lo sa che non troveremo qualche altra cosa a questo punto. Ma sapete? Io da quel momento Control l'ho giocato in un altro modo.
qualunque cosa può portare ad Alan Wake. Dopo tutto Vai. questo tempo è normale Vai. che uno poi inizia a vederlo ovunque. No, mo stacco e vediamo un attimino, anche perché sono le 20. Le 20. 0:20, non le 20, perché se erano le 20 le 8 io avevo fatto un tutto po' sto strano. blocco in 10 minuti, minchia, ero... sì. Guarda, ma la miseria. Quindi, Christian, ci sentiamo nei prossimi giorni. Setti, ci sentiamo domani o dopo. Alan è tornato, vedi, però lui torna. Alan si è fatto sentire. E a questo punto, domani o nei prossimi giorni, quando io domani ricomincio il DLC sì. e arrivo fino a quel punto, rusho un pochettino, tanto subito facciamo. Ok. Allora, ragazzi, è durata 3 ore e 10. Christian, da 1 ora e 20 siamo passati a 3 ore di control. Vado a letto felice. Guarda, Christian, io dal primo momento, io qua ti volevo far arrivare. Qua. Ok, vabbè, ok. No, sta di fuoco, sì. Settone, secondo me io mi devo preparare fazzoletti qua vicino, perché secondo me No, mi il commuovo, fazzoletto mi no. commuovo. Ah, ok. Subito a pensare. Sì, Ma... è ovvio che va. Allora, noi ci sentiamo domani. O vedo se rifare la live con... Non lo so, vediamo. Ci sarebbe il Fantazio. Poi vediamo un po' stasera che fare. Nel frattempo, buonanotte a tutti e a domani.